Buongiorno, buongiorno, partiamo anche questa mattina, sabato 17 maggio, 17 il numero che porta fortuna alla Mirella. Ecco, a me questo numero piace tantissimo, so che ci sono i superstiziosi, però io non sono superstiziosa, perciò evviva il 17. Viva il 17 perché questa mattina parleremo di cose, come tutte le mattine, interessantissime, ma soprattutto di cose che fanno riflettere, che dobbiamo anche noi cercare di aiutare queste persone che sono in prima linea per il bene della comunità. Saluto Giovanna Grando, Presidente Associazione Parkinsoniani di Treviso, grazie Presidente Grando di essere qui con noi, e saluto anche Ornella Vezzaro, attivista, poi sentiremo cosa combina anche Ornella Vezzaro, però partirei subito dalla Presidente Giovanna Grando. Allora Presidente, tante iniziative, tante belle cose, sempre per centrare l'obiettivo che è quello di aiutare, di far soffrire meno le persone, di essere vicino, perché c'è una solitudine che fa veramente spavento. Non so se avete sentito quell'anziana che è stata trovata lungo il fiume. Io ieri ero a Silea, alla centrale, c'era questo elicottero con tutti i vigili del fuoco che cercavano questa persona che sembra si sia tuffata nel fiume Silea alla centrale, hanno trovato le scarpe ma ancora non si sa niente. Guardate, era un momento veramente da accapponare la pelle. Guardate, quello che ho visto ieri fa veramente riflettere cosa riesce a fare la solitudine e lo smarrimento. Prego Presidente Grando, so che lei fra pochissimo ci lascerà, però un saluto è doveroso perché sono iniziative Mirella. importanti. Beh, Prego. dico, rispetto a quello che ho appena detto, dico che la solitudine uccide proprio. Non bisogna lasciare sole queste persone, perché si muore di solitudine, si muore. E lo so bene perché con questa malattia di Parkinson porta ancora più solitudine, porta alla depressione. E voglio invece oggi dire che il Veneto sta portando le linee guida che ha preparato per il PDTA Veneto, sono state portate a Roma il 10 di aprile. Abbiamo avuto anche la presenza online del Presidente Zaia e del Presidente delle Regioni Federica a salutare e a portare questo evento, proprio che è un evento nazionale che però per il Veneto è importante, perché il lavoro che è stato fatto a livello regionale per preparare questo PDTA che è stato scelto è un lavoro d'eccellenza, perché mette in primo piano, mette la centralità sulla persona. Che è molto importante. Che è molto importante ed è stato scelto per questo. Poi la cosa importante è che dei monitoraggi intermedi e le verifiche per capire e testare veramente tutti gli obiettivi e tutte le varie verifiche che vanno fatte, se sta raggiungendo, se va bene gli obiettivi che si sono prefissati. Allora Presidente Grando, corro perché il tempo è tiranno, e soprattutto capire, perché io ho ricevuto una telefonata l'altro giorno, avevo l'associazione invece di demenza senile, di Alzheimer, sì. E qualcuno ha telefonato dicendo: ma che differenza c'è tra Alzheimer e Parkinson? Capisce l'importanza di venire nelle trasmissioni, capire, perché l'informazione non è mai abbastanza. Eppure sono curiosi di capire, di sapere la differenza tra Alzheimer e Parkinson. Prego Presidente. È sostanziale, perché viene associato alla demenza, non è demenza, anche perché si trova nelle demenze e stiamo lavorando proprio per questo. Purtroppo l'Alzheimer è una malattia senza ritorno, perché prende proprio la parte della memoria. La parte motoria resta, però sappiamo che si compromette tutta alla fine, perché mancando l'isolamento, proprio essere isolati. Esatto. Il Parkinson prende la parte motoria, hai delle difficoltà nei movimenti. Diciamo che è molto più complessa anche come malattia, e qua potremmo stare un'intera mattinata a parlare di questa malattia, perché non è una malattia, sono 100 malattie. Il Parkinson in sé, tutte le malattie, anche la demenza alla fine può essere. Problemi respiratori, problemi di tumori della pelle, movimento, artrite, di tutto di più, però è completamente diverso. Avete sentito? Completamente diverso. Di Parkinson si vive.
Certamente, come tutte le malattie, si vive in modo diverso. Perché quando c'è una malattia, qualsiasi malattia e a qualsiasi età, l'importante è l'accettazione, Mirella. E non solo l'accettazione, trovare le corrette informazioni. Però se uno non lo sa è giusto anche capire, perché io mi domando sempre anche il problema che abbiamo questi medici di famiglia che sono oberati di lavoro nel vero senso della parola, perché devono fare di tutto e di più e hanno quel poco tempo che invece dovrebbe essere l'ascolto e spiegare anche queste problematiche, perché giustamente è uno un medico di famiglia e dovrebbe anche chiedere delle cose che sono molto utili per lui. Il problema è che c'è poca informazione, per questo io cerco di invitare tutte le associazioni proprio per far capire l'importanza del mondo del volontariato in questo, perché dove non arriva il medico, dove non arriva la politica, arriva il mondo del volontariato, o sbaglio, Presidente? Verissimo, verissimo. Noi ci siamo battuti tanto, ma tanto. Io sono in associazione dal 2018, quindi sono parecchi anni. Devo dire che con il coordinamento Veneto, che io rappresento, anche tutte le associazioni di Parkinson del Veneto si sono messe insieme e così si ha più forza. Certo. Tutti insieme si ha più forza. Stiamo lavorando con i medici di base. È una cosa stupenda e loro sono anche, posso dire, affamati di informazioni, perché anche loro non conoscono e hanno bisogno di sapere. Hanno bisogno di sapere e abbiamo iniziato con questo nuovo anche gruppo che si è formato, Consiglio dell'Ordine dei Medici, abbiamo avviato veramente un bel lavoro. Pensate quanto è importante il mondo dell'associazionismo, del volontariato, proprio per cercare anche di aiutare questi professionisti, perché io mi domando, devono fare anche i burocrati, devo fare tutto. Alla fine il paziente dice ma non mi ha neppure guardato, non mi ha neppure visitato, capite bene l'importanza di queste figure. Andiamo a conoscere anche Ornella Avezzaro, attivista. Buongiorno Ornella Avezzaro, cosa ci racconta invece lei, cosa rappresenta e cosa vuol dire essere attivisti? Prego. Allora, buongiorno a tutti, buon sabato, grazie per l'invito. Cosa vuol dire esserci attivisti? Vuol dire fare qualcosa perché può far bene a te e può far bene alle persone della tua associazione o a chi ha un bisogno che non riesce a raggiungere la consapevolezza della patologia che ha, della situazione in cui si trova e così arriva l'isolamento, la solitudine, la voglia di morire e chi ha voglia di morire, chi decide di morire è innamorato della vita, solo che le istituzioni, l'ambiente che ti circonda non è consapevole di questo, non ti prendi in considerazione perché preso dalla parte burocratica, parlo di medicina, di ospedali, di ambulatori, di medici, e quindi presi da altre cose si dimenticano che oltre alla malattia c'è una persona e la persona ha bisogno di essere curata, certo con i farmaci, ma anche curata nell'anima, curata dalle persone che la curano, che la circondano, che la aiutano per ritornare alla vita magari. Io sono un esempio positivo. Grande Ornella, grande Ornella. Sì. Che passi sono fatti in avanti? C'è anche l'opinione pubblica favorevole, contrari, sì alla vita, no alla vita, decido io, decidi tu. Ornella, cosa vuoi dire invece tu che sai di cosa si parla? Qui stiamo parlando del fine vita, di decidere della tua vita, di come vivi tu, di come la vedi tu, perché sei tu alla fine che sai quello che provi, quello che senti e quello che vuoi. Cioè non deve essere una terza, una quarta persona. Eventualmente io posso anche delegare, ma tu devi ascoltare prima di tutto la mia volontà. Prego, Ornella. Sì, credo sia inconcepibile e disumano che se tu hai davanti un paziente, una persona consapevole e in grado di decidere liberamente di se stessa, che ci sia una commissione, comitato etico, chiamiamolo come vogliamo, c'è la normativa su questo, che decide per te che tu devi stare lì ancora a soffrire. Ci sono delle patologie e non parlo magari di una crisi depressiva
e non parlo neanche di una gamba rotta naturalmente o un braccio rotto, parlo di malattie importanti dove le diagnosi ti dicono che non hai nessuna possibilità di uscirne, che ti puoi curare, magari lenire le sofferenze, ma la guarigione non può arrivare perché la ricerca non ha fatto dei passi importanti per farti guarire. E quando il malato si trova in queste situazioni in cui sa che è inutile continuare a girare per gli ospedali, continuare a curarsi, tanto la cura non arriverà, psicologicamente e anche i familiari che lo curano entrano in un isolamento, in un disagio psicologico. Poi ci sono delle malattie che il disagio te lo creano anche fisico, e quindi si arriva a questa consapevolezza che è giusto andare, è giunta l'ora, perché le sofferenze fisiche, psicologiche, morali, l'isolamento ti dicono è giunta l'ora. Ecco perché molti pazienti si rivolgono all'associazione Luca Coscioni, di cui io faccio parte, ma se questo comitato etico dice no, perché non sei attaccato a un dispositivo che ti aiuta a respirare, ad esempio, e tu devi stare qui, ma il tu devi stare qui, che decide questo comitato etico, non è poi lì tutte le 24 ore successive che il paziente deve stare lì e ad aspettare che passi la notte, che arrivi il giorno dopo e che arrivi la notte senza vedere un bagliore in fondo al tunnel, perché in questo caso la luce in fondo non c'è, e tu davvero dici devo andare, ecco. Guarda Ornella, ti ringrazio per come hai spiegato ma io che l'ho vissuto, questa storia, e se ecco, sono non c'è. qui è grazie a chi mi ha aiutato, ecco. Scusami, perché con questo nuovo strumento non è che sia facile interloquire, perché non si riesce a capire quando iniziare e quando deve finire, ma non importa, andiamo avanti, perché l'hai spiegata meglio di un professionista eccellente. Cioè, come ha spiegato Ornella, sarà perché la stai vivendo, sarà perché sai cosa hai provato, con parole semplici hai fatto capire a tutti noi che ancora c'erano dei dubbi come funziona. Sbaglio, Presidente Grando, o è proprio così? No, è vero. Per fortuna ci sono dei reparti e ci sono dei medici molto attenti a questo, a cui non serve neanche che ci sia comitato etico o altro. Non dico che decidono loro per il paziente, però stanno vicino al paziente e accompagnano il paziente. Mi riferisco a malattie come SLA o altre. Io ho lavorato all'ospedale di Treviso e posso dire che ci sono dei medici che sono per l'accanimento terapeutico, ma ci sono dei medici che hanno una coscienza e una sensibilità unica. Sì, però sono due cose diverse, Presidente. Lo so, Mirella. Cioè, una cosa è ascoltare la volontà, poter decidere. E una cosa è bisogna che io segua la legge. Sono due cose completamente diverse. Il problema è capire come si può arrivare ad ascoltare la volontà della persona. Sai, Ornella, io purtroppo ho avuto a che fare spesso con i vegetali, che li chiamano così, non so neanche perché, nelle case di riposo, dove non sono solo diversamente anziani, ci sono anche molti giovani. Sì. E una mamma mi ha detto: sai Mirella, mia figlia mi diceva sempre: mamma, qualunque cosa mi accada, fammi atterrare dolcemente. Era piena di vita, era una ragazza splendida, solare. Chi avrebbe mai immaginato in un incidente stradale cosa sarebbe successo? In pochi attimi è crollato il mondo. Però queste parole sono sempre qua, le sue parole nella mia mente, ma io non posso farla atterrare dolcemente, perché la legge non me lo permette. Cosa dici, Ornella Vezzari, a questa mamma che di sicuro ci sta ascoltando perché guarda sempre Sveglia Veneti? Cosa vuoi dire, Ornella? Cosa vuol dire atterrare dolcemente? Io capisco come si sente la mamma, perché io ho vissuto per mesi questa situazione e io ho trovato
nel centro dove sono ancora in cura, chi mi ha aiutato, mi ha preso davvero da sottoterra e mi ha convinto a provare a fare un intervento importante. Io sono stata ferma 2 anni per una malattia e lì ho cominciato, grazie al gruppo che mi ha seguito, a vedere la luce e tornare alla vita lentamente. Ma a questa mamma che non ha speranze, perché capisco quando si parla di una persona in cui davvero non ci sono speranze di ritorno alla vita, io gli auguro di avere tanto coraggio e davvero chi legifera su questo regolamento dovrebbe, tutti quelli che legiferano su queste cose, passare almeno qualche giorno negli ospedali. Io lo dico sempre quando mi chiamano a parlare di malattia di fine vita, e gli angeli veri che salvano le vite sono negli ospedali, non sono quelli che stanno su, che ci raccontano, sono lì e vivono le sofferenze e spesso con uno sguardo, con un modo di accogliere il paziente, il malato, possono cambiare anche la percezione e la voglia di combattere, di farcela, che può nascere nel paziente che ha perso le speranze. E è importantissimo questo, il supporto che può darti chi ti cura, l'ascolto alla persona, e poi adesso appunto il disagio psicologico è aumentato anche dopo il Covid, la solitudine, poi si parlava prima di Alzheimer, di Parkinson, e non c'è più chi ti ascolta. E Sì. spesso l'ascolto vale più di un farmaco, ecco, questo dico io. Grazie Ornella. Abbiamo il nostro Rinaldo, apro il centralino, se no Rinaldo è incollato, spero non sia andato a bersi il caffè. No, Rinaldo, no, ci sono sei? Qua, Mirella, sono qua. Ciao Mirella, Ciao. E buongiorno alla tua ospite. Quello che si deve parlare oggi è un tema non importante, ancora di più, perché mica una certa età anche a me. Adesso stavo un certino bene, però ho paura, io non ho paura della morte, ho paura di diventare avanti quegli anni, va bene, e che mi capita qualcosa che non mi dà l'agibilità di potermi arrangiare, di fare certe robe. E ora mi esco con un fratello che è mio, va bene, ha fatto un ictus, già 3 anni che è in carrozzera, non parla, non conosce nessuno, è una tragedia, va bene, è qua poi va bene così. Però noi altri cittadini che non facciamo niente per aiutare la legge e aiutare sta gente che bisogna accompagnarli all'ultima ora con dolcezza, se rendiamo partecipi di tutti gli anni che noi facciamo soffrire come Geller poi. È morto dopo 3-4 anni che ha lottato e che ha sofferto. Noi altri siamo stati partecipi che non dare il consenso di farlo quando che voleva io. Insomma, siamo inumani, perché non vogliamo bene agli anziani, tra che anche noi calcoliamo, perché i morsoi, mica compagnia, mica niente, se non vi fosse il volontariato, e ci arrivano male aerei. Grazie, fammi andare avanti Rinaldo, perché la nostra Presidente Grando deve anche andare via, un impegno importante, ma voleva salutarci, la inviteremo ancora naturalmente. Andiamo a vedere anche questa sede importante qui a Treviso del Parkinson, andiamo a vedere. La nuova sede per noi rappresenta un sogno che si realizza e ci permette, oltre ad accogliere gli uffici amministrativi, anche una serie di ambienti per l'accoglienza dei malati e i familiari. Diventerà presto un punto di riferimento per i 400 iscritti e i 3.000 malati della Marca, la nuova sede dell'Associazione Parkinsoniani di Treviso, aperta in via Ospedale, nello stesso edificio che già ospita l'Avis Veneto e Provinciale. Riportiamo anche come nostro logo Mi stai a cuore, e quindi ci stanno a cuore un po' tutte le situazioni particolari e cerchiamo di portare avanti quella collaborazione tra associazioni che ci siamo riproposti di portare avanti e di implementare. Abbiamo uno sportello per le pratiche burocratiche e di validità
Apriremo uno sportello di assistenza legale. Servizi, ma soprattutto formazione per volontari, familiari e malati stessi, perché la conoscenza, dice la Presidente, è fondamentale per affrontare questa patologia. Ho il Parkinson da 20 anni e non ho paura di dirlo, perché sto bene, lo vivo, l'ho accettato e si può vivere bene anche con questa malattia. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, allora ieri ho ricevuto il verbale della visita che ho fatto alla Madonnina con mio marito. Allora, come può mi sono chiesta, come può decidere una commissione con 10 domande e 10 minuti ci ha voluto, perché siamo entrati alle 9:10, 9:20 eravamo già fuori. Si può decidere che non ha bisogno di nessun contributo, diciamo in denaro, per la sua malattia. Ha la demenza, con tanto di visita geriatrica, dove scrive che ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Allora cosa dobbiamo fare per avere il 100%? Queste commissioni in 10 minuti non si può decidere tutto. Io penso che bisogna approfondire, e poi mi hanno chiesto, perché ho chiesto l'aggravamento. Ma perché chiedo l'aggravamento? Perché vedo che si aggrava giorno per giorno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Un grande abbraccio, sai Nadia, veramente grazie per la schiettezza con la quale esponi il problema quando chiami al mattino, senza filtri, senza veli, senza vergogna, dici quello che ti capita tutti i giorni, quello che provi della tua malattia anche, perciò un grande abbraccio da tutti noi. Andiamo a vedere, adesso vi porto a Trieste, andiamo a vedere anche questo Parkinson con Tondo, poi lo commentiamo con la Presidente Grando. Ha fatto outing dicendo che ha il Parkinson. Ci racconta un po' come... Ma guardi, è stata una delle cose di cui sono più orgoglioso. Sono molto felice di aver fatto questo outing, che non è una cosa semplice, perché una cosa è dire mi sono fratturato un dito, una gamba, ho sbattuto la testa, eccetera. Una cosa è dire che hai una malattia neurologica come il Parkinson, che significa diventare vecchi, diventare parzialmente inabili, eccetera. Sono contento di averlo fatto perché con amici della Cardia, in particolare con la dottoressa Elisa Barazzutti, abbiamo messo in piedi un'associazione volontaria di malati di Parkinson. E il nostro esempio, il fatto di voler continuare a essere positivi, ottimisti, a reagire facendo movimento, a trovarsi tra di noi con persone che stanno anche molto molto peggio di me, è stata un'apertura di ottimismo per tante persone. Pensi che molti mi hanno telefonato da ogni parte del Friuli e anche fuori dal Friuli per dirmi: Renzo, voglio venirti a trovare, so che stai bene, io ho il Parkinson come te, vorrei capire come fare per star meglio. Cioè, perché quello che lei fa aiuta a star meglio anche chi sta peggio di lei? Allora, cioè, movimento, è scontato da ricerche scientifiche certificate che il movimento fa bene sempre. Certo. In particolare fa bene a chi ha malattie neurologiche. Quindi muoversi a livello aerobico con un'attività intensa rispetto a questo, credo che sia, anzi provo su me stesso, quando per qualche ragione non riesco a fare ciò che vorrei, la pedalata, la corsa in montagna, eccetera, mi accorgo subito che peggioro velocemente il mio stato d'animo. No, è difficile ammettere, come ha detto lei, una malattia. Ma devo dire che tra i tanti complimenti uno me l'ha fatto Deborah Serracchiani, che mi ha detto: Renzo, sei stato coraggioso. Davvero? Sì. E mi ha fatto piacere. Ma le testimonianze più importanti sono state di persone che sono venute a trovarmi. Un mio amico di Latisana ha portato il papà, che aveva principio forte di Parkinson, che si era rintanato in casa avvilito e demoralizzato. Da quando ha parlato con me abbiamo avuto uno scambio di esperienze, sta facendo attività motoria intensa quasi ogni giorno e suo figlio mi dice che è cambiato da così a così.
Abbiamo sentito il già Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia. Presidente Grando, come commenta queste parole? Adesso ci saluta, cosa vuole dire, come vuole salutarci? Prego. Che è importante quello che avete appena mandato in onda, perché non bisogna aver paura con qualsiasi malattia di dire quello che si ha. Le malattie capitano a tutti, mai dire mai, perché siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali e tutti possiamo avere qualcosa. Sono molto felice che abbia parlato proprio l'associazione di Trieste, perché spero di venirvi a trovare ancora. Il coordinamento veneto e soprattutto il movimento di resistenza al Parkinson andrà a Trieste in bicicletta e poi andrà anche a Trento in bicicletta. Allora andrete a salutare il già Presidente Tondo? Assolutamente sì, ad incontrarlo. Perché bisogna trovarci tutti insieme, lo sono già in Parkinson Italia, però bisogna fare squadra e come ha ben detto prima, tutti insieme ce la possiamo fare, tutti uniti, questo sì. Come anche con le associazioni, come abbiamo fatto a Silea, questo villaggio delle associazioni che ripeteremo. Come ci saluta Presidente Grando? Saluto dicendo che ascoltate i vostri vicini di casa, le persone che hanno bisogno, perché è importante, non solo gli anziani in particolar modo, ma le persone che hanno bisogno. L'ascolto è fondamentale, molto spesso ci dimentichiamo di dare una parola o di ascoltare per la fretta, è importante, fa la differenza. Grazie alla Presidente Giovanna Grando, Presidente dell'Associazione Parkinsoniani del Veneto, non solo di Treviso, del Veneto, perciò coordinamento che è molto importante. E adesso andiamo in pubblicità. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta, dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno o qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli, prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà? Che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto? Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che un anno fa a Trieste aveva ottenuto, dopo una battaglia non semplice, la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle, io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto. Non lo farò mai, ma il diritto di scegliere, di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Ornella Vezzaro, io ho avuto l'onore di avere ospite Martina, grintosa, determinata, coraggiosa, nello stesso tempo anche con le idee molto chiare di quello che le sta succedendo attorno. E questa ribellione, come avete sentito, perché volete che io mi riduca così? Perché voi volete vedermi così?
ma io non vorrei vedermi così. Io sto soffrendo un dolore immane per non vedermi così e sto cercando di farvelo capire, ma mi ascoltate o sentite solo? Prego, Ornella. Sì, mi sono rivista in lei, mi sono rivista quando ho scelto e sì, mi sono anche emozionata perché ho vissuto quei mesi in cui anch'io dicevo non ha senso che io aspetti, non ha senso. E, non capisco la normativa italiana, non capisco che anche quando io ho seguito Stefano Geller, lo sai Mirella, Sì. Anche quando poi ti arriva l'autorizzazione da parte della tua azienda sanitaria, ci sono altre cose, altre parti burocratiche da seguire. È disumano, non è, ma non parlo di compassione, cioè abbiamo il diritto di scegliere quando sentiamo che non c'è più speranza. Non imponiamo agli altri le nostre scelte, ma il rispetto della sofferenza che stiamo vivendo, la sofferenza che vale per la persona malata, che vale per chi la circonda, che è lì 24 ore al giorno insieme. Ma sappiamo anche che adesso le famiglie di una volta non esistono più e spesso i malati non hanno una famiglia o hanno solo un'altra persona anziana che li segue, che la parte burocratica fa anche tanta fatica a seguirla. Quindi per fortuna ci sono le associazioni, Luca Coscioni o anche altre, che si occupano di questo. E credo che per chi non ha provato una situazione simile non può capire il modo che c'è anche di lasciare questa vita, perché se abbiamo tutti la consapevolezza che possiamo andare insieme raccontandoci delle cose. Io mi ricordo che io vengo da una famiglia dove si muore di cancro e i miei li ho già persi. Quando è successo a mia sorella, il dire quando vedrai mio papà, quando vedrai mia mamma, cioè raccontagli questo, è un modo sereno di lasciarci. Invece in questo caso sapere che non puoi farlo qui in Italia, che ti devi preoccupare di andare in Svizzera, della cifra economica che serve, cioè ma davvero non c'è umanità, non è una normativa che può dirti come ti puoi sentire, cioè è un aggrapparsi il malato grave senza possibilità di uscirne, è innamorato della vita, ma è consapevole lui che non c'è più vita perché sei già morto dentro, e questo è disumano che chi si occupa di curarci non lo comprenda e non lo capisca. Senti Ornella, quello che veramente bisogna capire è anche la Chiesa come si porrà in futuro su questo tema molto importante, molto delicato, che alla fine è la parola etica, dico io, che si usa pochissimo questa parola, e dovrebbe essere all'inizio di tutti quanti gli argomenti della vita e del vivere. Papa Francesco aveva cercato di aprire questa Chiesa, passetti piccoli, perché sappiamo, ecco, le linee guida della Chiesa, quelle sono, cioè anche da capire perché quelle sono le linee guida, però c'era questa piccola apertura che lui, da uomo sensibile, intelligente e anche molto vicino al dolore, non a caso diceva sempre pregate per me, bisognerà vedere questo Papa Leone cosa deciderà, come si porrà questo problema etico. Tu cosa ne pensi, Ornella? Allora, non mi pronuncio su Papa Leone perché è appena stato eletto e non voglio dire niente su lui, però tu hai nominato Papa Francesco che ha detto delle cose proprio quando io stavo male, tra il 2015 e il 2016, quando io sono stata ricoverata nel centro dove sono in cura, in cui tutti gli ospedali del Veneto mi avevano data per spacciata, e avevo deciso già di andare in Svizzera a morire, quindi avevo già
fatto tutta la procedura, ma il gruppo che mi seguiva lì, io ero molto arrabbiata naturalmente con me stessa per quello che mi era successo, è stato insieme a quel gruppo multidisciplinare che mi ha preso in carico che ha detto: senti, tu sei arrabbiata col tuo tumore raro, ma invece di combattere ogni giorno con lui, e abbiamo parlato insieme di Papa, col psicologo che c'è dentro il gruppo multidisciplinare, proprio di Papa Francesco, perché in quei giorni lui aveva detto costruiamo dei ponti per lavorare insieme e uscire dalle situazioni difficili. Beh, io col mio compagno di vita, che è ancora nella mia pancia, che sto curando, io ho costruito un ponte che è stato duro da costruire, durissimo, difficile, che mi ha tenuto in carrozzina per mesi, che mi ha fatto soffrire le pene dell'inferno, però io, il mio ponte, ogni giorno ci aggiungo un mattoncino e al mio compagno e al mio ponte, che spero diventi lungo, grande, che la mia vita sia ancora lunga, ogni mattina gli dico: siamo ancora qui, viva la vita fino a quando è vita. Grandissima Ornella, veramente grande. Però adesso guardiamo l'altra faccia della medaglia. Le persone invece che non vogliono sentir parlare del fine vita possono anche dire: ma se ce l'ha fatta Ornella, che aveva deciso di morire, che dicevano che era spacciata, allora diamo a tutte queste persone che vogliono morire, hanno deciso di morire anche nonostante queste commissioni, la possibilità invece di vivere, perché la ricerca fa passi da gigante, sta andando avanti, allora cercate di resistere. Tu cosa dici, Ornella? Allora, sì, è vero questo, ha pienamente ragione, però per far sì che questa cosa possa dire si può fare, ci vuole la cura, la ricerca che prosegua, le cure innovative, l'ascolto e il supporto psicologico, fisico ed economico, perché adesso io ho avuto la fortuna di avercela fatta perché avevo tutte queste qualità, capacità messe insieme, ma non tutte le situazioni sono come queste, quindi chi dice ma se ce l'ha fatta l'Ornella e adesso è qui che lo racconta è una grande fortuna, ci sono delle situazioni in cui non sempre è così. Io 15 giorni fa mi ha chiamato una signora che ha un cancro, che è già in metastasi, che lavora ancora in un centro di anziani, che deve tornare a lavorare e lei non riusciva a stare in piedi perché l'ho aiutata io a salire in macchina, che era stata accompagnata, però in questo caso lei non avrà più uno stipendio, dovrà vivere, è da sola, non ha una famiglia, e non sto dicendo che lei è giusto che muoia, assolutamente, ma lei dice io non ho nessuno che capisce la mia situazione. È andata a vedere per avere un'accompagnatoria che ha un fratello che vive all'estero, no, cioè ci sono situazioni in cui sarebbe possibile uscire, e lo dico a chi parla, sputa sentenze o blatera, ma guardatevi intorno, cioè se le persone non hanno un punto di ascolto, io spero queste case della salute, case della comunità che stanno venendo avanti adesso solo sulla carta, diciamo, ma dopo aprano un punto di ascolto che non vuol dire dare il farmaco, vuol dire ascoltare i bisogni delle persone, perché io sono davvero la prova vivente che non è sempre solo un bisogno economico, perché vediamo che anche i ricchi muoiono, no? E che non gli mancava la possibilità di curarsi, ma è un insieme di cose che ti deve aiutare a dire proviamo insieme, perché quando ti trovi dall'altra parte una persona che dice io non so più cosa dirle, stia a casa, a me è successo, e tu capisci che è finita, quindi è facile dire delle cose essendo dall'altra parte, però bisogna esserci dentro e allora puoi dire sì, ho capito perché si fanno certe scelte. Ci sono delle situazioni che hanno sfaccettature diverse una dall'altra. Ognuno di noi è unico e raro, mi hanno insegnato all'ospedale. E
con le cose positive, con le cose negative che tutti abbiamo dentro, e cerchiamo di capire anche le diversità di pensiero, le diversità di accettarsi, la differenza di accettare il diverso con le sue idee e il rispetto delle scelte. Rispetto delle scelte altrui vuol dire libertà di pensiero. Io posso aiutarti a cambiare idea, ma se tutto intorno dice che non c'è nessuna possibilità, è giusto andare in maniera serena, perché nessuno è nato in questa terra per vivere in eterno, e quindi secondo me dobbiamo lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo lì. Non ci fermeremo su questo, non ci fermeremo. Allora andiamo a sentire cosa hanno detto i consiglieri regionali proprio del Veneto. Prima eravamo in Friuli Venezia Giulia col Parkinson, con questo già presidente della regione, adesso andiamo invece a Venezia, andiamo a sentire come si sono espressi. Il presidente Zaia continua a promettere ma poi non mantiene. Qui non abbiamo visto ancora nessun regolamento né delibera di giunta che dia mandato vero per avere una soluzione sul fine vita, e questo è un problema. Chiediamo alla giunta regionale di rispettare la volontà dei pazienti e smettere di prendere in giro i veneti, afferma la consigliera Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Con lei tutte le forze di opposizione che siedono a Palazzo Ferrofini invitano il presidente Zaia a chiarire in aula se entro la fine della legislatura ci sarà una delibera con tempi certi e procedure chiare per il fine vita. Attendiamo ancora da un anno fa, da quando appunto la proposta di iniziativa popolare non è passata per un sol voto all'interno del Consiglio regionale, di sapere se la sua volontà politica è quella di arrivare entro la fine della legislatura almeno a dare tempi certi e procedure chiare alle persone che chiedono di avere un fine vita dignitoso. Intanto a Padova un uomo di 67 anni, malato terminale assistito dall'associazione Luca Coscioni, ha chiesto alcuni mesi fa di morire in modo dignitoso. Non appena l'associazione ha denunciato il silenzio dell'ULSS 6, il presidente del Veneto Zaia ha dichiarato pubblicamente di aver inviato un'ispezione negli uffici dell'azienda sanitaria. È stata fatta una ricostruzione, millimetrica dei diversi passaggi delle carte, e quindi c'è stato il combinato disposto del fine anno, della costituzione del comitato. Dalle opposizioni comunque si insiste perché da questo punto di vista la Regione si esprima in concretezza. Abbiamo chiesto più volte la ricalendarizzazione in aula della proposta di legge, che non è stata bocciata in aula ma solamente bloccata perché in quel momento non vi erano i numeri. C'è comunque la speranza che magari riportandola in aula i numeri possano cambiare e diventare favorevoli, come furono favorevoli a quella famosa mozione ormai datata 2023, che era stata approvata da 32 consiglieri in maniera favorevole. Allora, il problema è che questo voto è mancato proprio da una consigliera regionale del PD, la Bigon, e questo voto ha fatto molto discutere, e riflettere. Per un punto Martin perse la cappa, abbiamo con noi questo detto Ornella. Ecco, tu cosa vuoi dire? Ecco, come commenti? Ecco, quello che hai sentito e soprattutto questo voto mancante da un rappresentante di una forza politica che invece è quasi tutta favorevole, ha cercato anche di spingere. Prego, Ornella. Sì, io non voglio giudicare le opinioni personali, però vorrei ricordare a chi è in regione, ai consiglieri regionali o a qualsiasi politico che ci rappresenti, che dovrebbe tener conto di quello che pensano le persone che magari l'hanno votato anche, perché tu quando sei lì rappresenti una serie di persone, non solo te stessa, e non voglio tornare a quel momento che ci ha fatto tanto male, ma sì, la Regione Veneto, tra l'altro, sì, noi abbiamo un presidente anche di cui andare orgogliosi, ma spesso avere un presidente di cui andare orgogliosi e le persone che la pensano in un certo modo non vuol dire che chi dopo è lì, che ha diritto di voto, ci rappresenti. E quindi cosa posso dire? Che speriamo che esca una normativa a livello nazionale, che non dipenda dalle regioni legiferare come è successo in Toscana, che poi adesso
è stata bloccata, perché se no torniamo indietro, ci facciamo del male da soli. E ci sono altri paesi europei o a livello globale che hanno già da anni una normativa che regolamenta il suicidio legalmente assistito, il fine vita, cioè che regolamenta tutta questa procedura. L'Italia, forse perché c'è la Chiesa, per tanti altri motivi ideologici non l'ha ancora fatta. Ti fermo Non un vorrei secondo, che Ornella, ogni perché sennò mi ragione- cade la linea. Abbiamo Michele da Vicenza, poi continuiamo. Scusami, ma sennò cade il centralino. Vai Michele. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, argomenti molto interessanti. Mi sentite bene? Sì, benissimo Michele. Perfetto, allora io volevo solo fare una considerazione. Io sono un papà in cui ho vissuto tante cose, però ho avuto la considerazione di capire da credente che noi non siamo padroni della vita. La vita appartiene a Dio e noi siamo padroni del nostro corpo. La vita non è solo un corpo, il corpo può morire, può marcire, può risorgere, ma la vita è tanto e molto di più di un corpo. Quindi la persona che vuole rispetto, quella che vuole morire, quella che vuole rispetto tutto, ma ricordiamoci che il padrone della vita non siamo noi. Io ho visto nascere i miei figli, tutti e tre, e mi sono reso conto che io non sono capace di fare questa meraviglia. E la vita, una volta nati, non muore mai. Si trasforma, ma non muore mai. Muore il corpo, non la vita. Questo è il mio intervento, la mia riflessione da credente. Quindi, grazie. Molta attenzione sia al corpo, ma a volte anche a quello o allo spirito o a quello che sono i sentimenti, a quello che possiamo provare. Quelli ce li portiamo via. I milioni e miliardi di euro non ce li portiamo via. I sentimenti sì. Grazie a voi. Grazie a te Michele, anche Michele ha fatto la sua riflessione naturalmente da credente. Il problema è che ci sono anche persone non credenti, ci sono gli atei, ci sono tante religioni, ecco bisogna rispettare tutti. Lui dice giustamente io da credente la vedo così. Prego Ornella. E io rispetto naturalmente l'opinione di Michele e di tutti, però dopo su alcune situazioni le devi vivere. Le devi vivere, quindi è giusto credere in Dio, in Allah, in chiunque, ma ci devi essere dentro sulle cose e proprio per quello che ci ha insegnato il Dio in cui crede Michele, la compassione, l'umanità, l'essere vicini, bisogna esserci dentro 24 ore su 24, per giorni, mesi, in qualche situazione anni. E poi ci si può permettere di dire sono ancora convinto di questo o ho cambiato idea. È facile vedere nascere, crescere un figlio, vederlo nascere, è una gioia immensa. Io sono madre, quindi e anche nonna, so cosa vuol dire, ma bisogna vivere non la disperazione, non è la disperazione. La vita, se tu non hai un obiettivo, ma non grande, ma quello di essere autonomo, di muoverti, di sapere che puoi fare delle cose da solo, non di aver bisogno di qualsiasi cosa, tu possa fare anche un bicchiere d'acqua, salire in macchina, e non è che c'è una possibilità fra un anno che questa cosa si risolva. Non succederà. È facile dirlo dall'altra parte. Io lo dico e lo dirò sempre. Chi ci cura negli ospedali, che oltre alla malattia cura la persona, sono quelli che fanno i miracoli. Non so se li fa ancora Dio, ma siamo noi che viviamo ogni giorno la nostra vita. Chi ci cura negli ospedali o le famiglie, i caregiver che curano i loro cari, sono quelli che fanno i miracoli. Dio forse li farà,
ma da qualche altra parte probabilmente, ma non nelle situazioni che alcune famiglie o in alcuni centri di cura si stanno vivendo. Mi spiace, sì, io la penso così. Allora Ornella Vezzaro rimarrà con noi un pochino anche nella seconda parte, perché voglio farle incontrare una persona, anche lei, che sta facendo e vivendo un vissuto particolare, perciò pubblicità, a tra pochissimo con Ornella Vezzaro e altri ospiti. Silvia è una paziente di Forlì e cura la sclerodermia da 6 anni all'ospedale Pertini di Roma. È partito tutto da un dito in cui mi si era creato un'ulcera. In seguito è venuto fuori il fenomeno di Raynaud. È risultato che c'era una malattia. La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune sistemica del connettivo, che vede nella vasculopatia una manifestazione precoce molto importante. Il fenomeno di Raynaud è un fantastico campanello d'allarme che permette al paziente di accedere ad un esame strumentale molto specifico, che è l'esame capillaroscopico. La videocapillaroscopia ci permette di individuare le alterazioni morfologiche dei capillari, cosiddette specifiche, perché sono caratteristiche della vasculopatia sclerodermica, cioè la presenza di questi anse giganti, questi megacapillari, permette di identificare in quel paziente col fenomeno di Raynaud un quadro di vasculopatia che deve essere assolutamente trattato, oltre che avviato ad un iter di completamento diagnostico. Questo percorso interdisciplinare vede la collaborazione di più branche specialistiche. Qui al Pertini abbiamo la fortuna di poter studiare dei pazienti già selezionati in modo adeguato e in modo estremamente specifico dal percorso che nasce per la sclerodermia. Avere una classe come questi pazienti, che hanno già una storia clinica ben determinata, ci permette di fare una diagnosi molto precoce e di dare una terapia la più adeguata possibile. Una malattia veramente complessa, molto invalidante e che colpisce sia l'aspetto fisico della persona ma anche quello psicologico, perché ti vedi il fisico modificato, il viso cambiato. E dietro il malato c'è una persona con i propri progetti, i propri sogni, la propria realizzazione. Il nostro compito da psicologi è proprio quello di sostenere la paziente nel percorso della malattia, quindi fornendo sia un supporto psicologico sia anche relazionale. Dobbiamo entrare nel concetto che la malattia rara deve interessare tutti e la conoscenza degli allert iniziali deve essere conosciuta in modo tale da riconoscere i pazienti che devono essere inviati. Apri le mani, guarda le dita, aiutaci a vincere la sfida. E presento subito veramente con grande piacere altri 3 ospiti, assieme naturalmente a Ornella Vezzaro, che è rimasta con noi. Presento l'avvocato Paola Canziani, presidente gruppo italiano lotta sclerodermia. Grazie veramente, avvocato, presidente, di essere qui con noi. Assieme a un'altra donna coraggiosissima, Bruna Saran, paziente, ma soprattutto vi racconterà, perché è anche segretaria dell'associazione di questa importante associazione. Volevo salutare anche la dottoressa Martin, veramente questa numero 1, unica. Qualcuno le telefonate diceva unica, per fortuna che esiste, perciò salutiamo anche la dottoressa, ma saluto anche Mauro Sartorel, perché è referente per il Veneto di questa associazione. Allora inizierei proprio dalla presidente, da questa
da Paola Canziani, ecco, presentandole anche questa donna, questa Ornella Vezzaro, attivista Luca Coscioni, che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire sentirsi dire no, sei spacciata, non ce la farai mai. Questa lotta continua però nel rispetto della vita e del corpo. Della mia vita devo decidere io, ecco, sono io che devo essere ascoltata e vorrei atterrare dolcemente nella maniera che dico io. Cosa ne pensa, Presidente, e come vuole salutare? Poi sentiremo anche le vostre storie. Ornella Vezzaro, che è qui, che la sta ascoltando. Prego, Presidente. Grazie per l'invito e buona giornata a tutti. Sono temi davvero molto significativi. Io ho ascoltato una parte del programma precedente. In effetti sono questioni che toccano tutti noi, sia malati che, diciamo così, sani, perché è un momento della vita che insomma ci tocca. A un certo punto è chiaro che bisogna fare delle scelte e ogni scelta è, secondo me, degna di essere accolta ed accettata. Sicuramente il tema della morte in Italia non è molto ben vissuto, per usare un gioco di parole, seppure qui c'è poco da giocare. È un tema che ci colpisce e che non abbiamo forse gli strumenti né dal punto di vista culturale e ne manco dal punto di vista politico per affrontarli nella maniera corretta. Io presiedo un'associazione che lotta per le persone che hanno una patologia rara, quale la sclerosi sistemica, e devo apprezzare, e diciamo che mi ha aiutato molto anche dal punto di vista personale, vedere con che forza, con che coraggio affrontano la malattia. È una malattia, come diceva prima la signora intervistata, altamente invalidante sotto ogni profilo, non solo quello fisico ma anche quello psicologico, anche l'accettazione del sé che cambia e guardarsi allo specchio e trovarsi una persona diversa. Devo dire che hanno una grandissima forza e questa forza la trasmettono. Detto questo, comprendo anche che nei momenti terminali della vita si dice una vita degna di essere vissuta. Ogni vita è degna di essere vissuta e ogni vita è propria e di tutti, nel senso che io credo che effettivamente noi abbiamo una buona capacità di decidere e un diritto anche di decidere, però dobbiamo tenere presente che viviamo in un contesto, che viviamo in una società. Il nostro corpo e la nostra mente, forse al di là di una questione puramente religiosa, non è che sono proprio solo nostri. Siamo in un gruppo che ci piaccia sì, ci piaccia no, adesso è una società molto individualista la nostra, però viviamo tutti insieme, questo andrebbe anche valorizzato. Quindi questo per dire che le decisioni da prendere sul fine vita sono delle situazioni che non coinvolgono solo noi, ma coinvolgono anche un gruppo di persone, che sono anche le persone che ci stanno vicino, che sono le persone nel cui contesto sociale viviamo. Sarebbe bello avere una legge nazionale, so che però è anche molto difficile arrivare a un compromesso su questi temi, proprio per le ragioni che ho detto, perché da un lato sono scelte personali, dall'altro lato sono scelte di un gruppo d'appartenenza e è difficile trovare, come dire, la quadra. Sicuramente lasciare alle regioni la decisione su questi temi crea dei problemi grossi da un punto di vista organizzativo, perché è vero che le regioni hanno le massime competenze in termini di sanità e di salute, però è altrettanto vero che su un tema così sensibile e che coinvolge tutta la popolazione, insomma sembra un po' difficoltoso riuscire a gestire scelte diverse regione Infatti non per ci regione. fanno fare il referendum, avvocato Sara, su questo, ecco, capisce, avvocato Canziani, su questo ce lo fanno fare su altro, sulle trivelle magari che non capiamo un fico secco, ma dove abbiamo le idee chiare non ci fanno fare il referendum, e questo la dice molto lunga, anche perché mi sembra di aver sentito due donne, l'avvocatessa
e la donna che si occupa invece di un tema molto importante e di una malattia invalidante. Allora, prima di dare la risposta e commento a Ornella Vezzaro, cosa ne pensa di quello che ha sentito, andiamo da Livio a Padova. Grazie Livio di aver aspettato, ma capisci che dovevo anche intrattenere gli ospiti. Vai! Sì, certo. Dunque, saluto tutti i tuoi ospiti, Mirella. E io la penso così sul fine vita. La vita è di Dio e Dio vuole che la viviamo bene. Un malato terminale senza speranza non vive bene la sua vita ed è giusto che la restituisca chi gliel'ha data. Grazie. Molto chiaro, avete sentito? No, avete sentito, ecco, un cittadino normalissimo che in 2 parole ha detto quello che lui pensa, una sua riflessione. Allora, Ornella Vezzaro, come commenti le parole della Presidente Paola Canziani? Prego. Che ha detto delle cose giuste e sagge sul fatto che le regioni dovrebbero sì deliberare e legiferare per se stesse, però non è corretto che se la Regione Toscana legifera una normativa, una legge, e poi io che vivo in Veneto, cosa faccio? Mi trasferisco la residenza in Toscana per le scelte che voglio fare. Serve una normativa nazionale. E torno all'intervista che avete trasmesso prima, mi sono rivista in quella ragazza in cui quelle persone, appunto, anche quel Michele che è intervenuto prima, che dice la vita è di Dio, la vita è sacra. Io quando mi hanno mandato a casa dagli ospedali avevo la pelle piena di necrosi, cioè ero una larva che marciva tra letto e divano, e le persone mi respingevano, siccome non avevo una patologia riconosciuta, avevano paura che io fossi infettiva, e quindi mi sono sentita davvero isolata e marginata. Poi era una situazione in cui non riuscivo più a mangiare da sola, ero un idrante praticamente, ero diventata uno scheletro e davvero non c'era nessuna prospettiva di vita futura per me. E l'isolamento si fa presto a parlare e non vivere le situazioni. Poi, appunto, io sono, lo ripeto, un esempio che sono risalita. E ci sono delle gioie che noi viviamo ogni giorno di cui non siamo consapevoli, e la vita è davvero una cosa bella. Io sono stata 1 anno e mezzo senza che la mia pelle possa toccare l'acqua, quindi mi passavo con delle bende che avevano un olio curativo tutto il corpo per poter lavarmi ed essere pulita, e perché stavo marcendo, io stavo morendo marcia. E ci sono delle gioie che viviamo ogni giorno che hanno un valore immenso, che non hanno un valore economico, hanno un valore spirituale, che ti aiutano a vivere, a guardare oltre. Non sono le normative che ci aiutano a vivere. I soldi magari sì, perché ci permettono di aiutarci a curarci e a continuare a vivere, ma è la persona che conta, è chi gli sta attorno, che vive la sofferenza del malato, che contano. E io credo che in Italia, se facessero un referendum al posto delle trivelle sul fine vita, vincerebbe la regola che l'Italia deve emanare una legge su questo. Poi, appunto, chi è stato eletto magari ti dice sì, hai ragione, poi quando raggiunge una sedia in Parlamento la pensa diversamente, perché è preso da altre cose. Allora Ornella, adesso non te la faccio la domanda perché voglio conoscere anche Bruna Saran e anche Mauro Sartorel, anche se so che abbiamo anche Luciano da Desenzano del Garda in linea, ma so che Luciano aspetta.
Perché ti farò una domanda molto provocatoria, provocante, un po' terribile anche, ma sai che io parlo chiaro, cioè a me proprio non me ne può fregare di meno, io dico quello che penso, quello che sento, non ho poltrone, ho questa per fortuna, ma che mi fa dialogare con voi, che mi ha permesso di incontrare tante persone nella mia vita. Allora, sentiamo Bruna Saran. Allora, cosa dici Bruna, dopo aver sentito quello che ha detto questa donna, questa attivista che sta cercando di far capire il rispetto, l'etica, la dignità e anche quello che ha detto la Presidente? Prego. Certamente. Allora, sono molto d'accordo con tutte e due. Si vive la malattia in un momento proprio così difficile e in tanti momenti si è soli. A volte si fa fatica a essere capiti anche dai familiari, non è facile, perché quando ti capita una diagnosi non è facile accettarlo, in primis per noi e poi anche per la famiglia. Però io per esempio mi sono sempre posta in modo positivo rispetto a tutto quanto, sempre cercando di combattere, sempre facendo tutto il possibile e vivendo proprio di quelle piccole cose, di quelle piccole proprio gli attimi, e sono quelli, perché si va in cerca di cose grandi, non si trova niente, però non so, l'ambulatorio medico, il medico, l'infermiera, tante piccole cose. Il volontario, tutto questo ti fa accettare tra virgolette e diciamo andare avanti e combattere e non tirarsi mai indietro. Questo è il punto. Andiamo da Luciano Desenzano e poi andiamo da Mauro Sartorel. Vai Luciano. Mirella, ciao. Buongiorno a tutti gli ospiti. Io la penso come Cappato, purtroppo, Mirella, perché certo bisogna vedere anche un ventenne, un trentenne che ha avuto un incidente e un settantenne, un ottantenne, no? Ma uno ha diritto, tra parentesi, se sta male, come abbiamo visto l'ultimo lì nel Veneto, no, è stato accompagnato, mi sembra, in Svizzera da Cappato, no? Non mi ricordo come si chiamava. Adesso dico una cosa forse, ma un cane, un cavallo, un animale, quando è malato, no? Piuttosto di farlo soffrire, gli fanno la puntura, è una persona umana. Io ho lavorato all'ospedale, lasciamo stare quello che ho passato con la mia madre, ma quando i medici sono sicuri al 1000% che questa persona vivrà ancora 3-4 mesi, è inutile farlo soffrire, e questo è il punto. E poi ogni persona, ora lasciami 2 secondi, ho visto stamattina i giornali, sono morti uno di 19 anni in moto, l'altro qua, l'altro di là, in montagna. Tutti i giorni muoiono migliaia di persone in incidenti. Ognuno faccia quel che vuole, è malato, e piuttosto che 10.000 ogni anno tentano il suicidio, sani. Grazie, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie tantissimo a Luciano, non solo quello che hai detto, ma guardate, con le bombe non ti uccido perché devi vivere, però ti metto una bomba e salta per aria tutto, e lo posso fare perché decido io della tua vita. Ho deciso che quei condomini quegli ospedali devono essere bombardati. Capite che non ci siamo proprio. Ma prima della domanda provocatoria andiamo da Mauro Sartorel. Mauro Sartorel, cosa rappresenti, cosa vuoi dire, che numeri ci vuoi dare? Prego. No, io rappresento, come sai, essendo un po' coordinatore per il Veneto del GILS, il gruppo italiano lotta alla sclerodermia,
sono già anche stato tuo ospite, quindi abbiamo già anche approfondito l'argomento. Sull'argomento di cui avete parlato fino adesso io sono in grandissime difficoltà. Perché la mia mentalità, io ho fatto servizio nell'Arma dei Carabinieri, al servizio della gente, dove il valore della vita, il valore della giustizia, il valore della libertà è profonda in me. Quindi non ho mai esaminato a fondo questo argomento, non l'ho mai trattato, non ho mai seguito bene e ringraziando il cielo, stando benino, non mi sono mai posto questo problema. Perché il problema di molta gente è che non si pone questo problema, purtroppo non lo vivi e quindi non te lo poni e sei in grosse difficoltà a prendere una decisione da questo punto di vista. Mi permetti però, Mirella, di fare un'osservazione. Io questa mattina sono stato dentro al sito della Regione Veneto per capire il discorso delle malattie, come funziona, eccetera. Ebbene, è un dato non recentissimo perché la Regione, non lo so, credo di una decina d'anni fa, e mi dice che le malattie, in particolar modo quelle rare, sono in continuo aumento. Questo mi preoccupa. Tanto per dare un esempio, la media della Regione Veneto è di 3 abitanti su 1000 ufficialmente riconosciuti ammalati rari. Ed è un dato che fino a 15 anni fa era il 2,5, adesso siamo vicini al 3. Quindi questo anche mi preoccupa, lo stile di vita, l'alimentazione, un po' anche l'aspetto medico, perché anche la medicina cresce, quindi è più facile andare ad analizzare, studiare e riconoscere le malattie. Però diciamo che tutto sommato cerco di dare il mio contributo a questa, in particolar modo alla sclerodermia sistemica. Anzi, ne approfitto, scusami, di salutare la Paola, la nostra presidente che è in collegamento da Milano. Ecco, per cui già io vorrei sottolineare l'importanza invece di questo aumento delle malattie rare, che anche questo ci deve preoccupare. Io li ho ospiti perché perciò penso di essere una delle trasmissioni che dà più voce a queste realtà che viviamo quotidianamente. E sai quello che ti dico, Mauro, il problema è, come hai detto, io sto bene perciò non mi pongo il problema. È là il nostro grande problema culturale, che dobbiamo fare prevenzione ponendoci il problema. Se anche non sono io, ma cosa ne penso? Ne parlo con i miei figli, perché vedo che le persone che parlano con i loro figli, che discutono, che hanno questa volontà di far capire, di capire cos'è la famiglia. I figli sono volontari, i figli hanno un'educazione perfetta, crescono con i valori, allora c'è qualcosa che non va. Forse dovremmo fare, Mauro, più prevenzione, parlandone, perché sennò non andiamo mica avanti culturalmente. Mentre in realtà europei siamo arrivati, prima appunto Luciano parlava delle moto, questi morti. Ma in Spagna ha appena passato l'airbag obbligatorio ai motociclisti, noi ci stiamo lavorando come associazioni, ma siamo ancora fermi, stiamo arrivando al Parlamento europeo, quando è Adan e altre associazioni familiari italiani della strada, come diceva Ornella, ma perché loro sì e io no? Ma scusa, la Spagna è in Europa, noi non siamo in Europa, perché loro hanno l'obbligatorietà, io no, e devo continuare a raccogliere firme, a cercare di avere dei parlamentari europei che siano sensibili al problema, cioè non andiamo avanti. Però la mia domanda provocatoria a Ornella Bezzaro, poi andremo dalla Presidente, l'Avvocato Paola Canziani, su quello che dirà Mirella adesso. Senti Ornella, ma non è che ci sia un grandissimo business nascosto sotto forma di tante cose che non ci dicono, che uguale soldi? Se io tengo in vita questo sistema, io faccio girare una montagna di soldi. Lo dico sempre che pensa male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Però io questa domanda voglio fartela, Ornella, poi abbiamo anche un avvocato, perché io me la sento di fare, perché siccome io vivo, come hai detto tu, sono andata a vedere queste realtà dove questa giovane donna bellissima cambia lineamenti, non è più lei, come dice e ha spiegato bene Ornella,
questo genitore, questo fratello, che li vedi sconvolti da questo cambiamento. Vi ricordate papà Inglaro? Ve lo ricordate? Certo. Cosa ha dovuto subire questo papà per far capire e rispettare la volontà della figlia, che è come quella mamma che mi ha detto: mia figlia in tempi non sospetti, Mauro, mi diceva fammi atterrare dolcemente. E io dicevo: ma cosa dici? Sei giovane, sei bella, ma cosa vai a pensare, parlare di queste cose? Poi è successo l'incidente. In un attimo è cambiato il mondo e questa mamma non riesce a dare giustizia a queste parole perché la legge non glielo permette. Allora, Ornella, il business, vuoi vedere che Mirella ha detto qualcosa, che qualcuno si sta alzando dalla sedia e dice: ma perché ha toccato questo tasto la Mirella? Perché va toccato. Ognuno poi fa le proprie riflessioni, ma parliamone. Ornella. Certo, sì, hai detto una cosa giusta, corretta, che noi proviamo tutti i giorni, ma non solo chi ha bisogno di una cura estemporanea, ma chi ha una malattia cronica come me, che deve rapportarsi in media una volta alla settimana con un centro medico, con un ambulatorio, e rientri all'ospedale per i controlli, quelle cose lì, è normale. E sappiamo benissimo che abbiamo una sanità sempre più in crisi, non parlo di liste d'attesa, se no l'argomento sarebbe lunghissimo, ma che se tu hai bisogno di fare un esame perché ti serve per il rientro in ospedale, o aspetti 3 mesi, 6 se va bene, e se no nella stessa struttura in una settimana la puoi avere pagando. È un business anche mantenere in vita le persone che stanno male. Io l'ho provato su mia mamma quando ho dovuto decidere. Mia mamma è stata 9 anni in una struttura per l'Alzheimer e quindi aveva l'ossigeno, aveva un cancro che stava curando e volevano alimentarla artificialmente, e io mi sono ribellata, ma mi sono ribellata non solo con i medici, ho detto esco pubblicamente su quanto costa mia madre alla sanità veneta e quindi dico: volete tenerla in vita perché rende tenere in vita un paziente come mia mamma, che aveva già fatto la sua vita, che era lì in questo centro da anni, e lì hanno scelto di farla addormentare andando via serenamente, che io ero lì vicino. È un business. Io vengo dal mondo del commercio, so cosa vuol dire, il lavoro che facevo prima era questo, so cosa vuol dire, bisogna vivere onestamente del proprio lavoro, ma il mondo della sanità è fatto di persone, di malati, non di oggetti, un pezzo che si costruisce fatto di plastica, e le sofferenze che vivono le persone malate e che vivono i familiari o le persone care che hanno vicino fanno male e ti feriscono, lasciano il segno anche a livello psicologico e contribuiscono ad avere sempre meno fiducia in chi ci cura, in chi ci assiste, nelle persone che noi votiamo, perché è giusto andare a votare, lo ripeto, e lo dirò sempre, perché chi ci amministra dovrebbe rappresentare anche il nostro pensiero, le nostre volontà, perché noi vogliamo vivere bene in Veneto, in Italia, ci crediamo, ma vogliamo un futuro dove possiamo vivere dignitosamente e liberi di poter scegliere sempre, almeno sulla nostra vita, fino alla fine. Lo ripeterò sempre. Come ci saluti, Ornella? So che adesso ci devi lasciare, ti ho trattenuto un po' di più perché volevo che conoscessi anche le altri ospiti che avevo, mi sembra molto importante anche farvi conoscere, interloquire tra di voi. Come ci saluti, Ornella? E a presto, spero. Ogni giorno viva la vita fino a quando è vita. Grazie cara Ornella, grazie infinite. Salutiamo Ornella Vezzaro, ecco, attivista di Luca Coscioni, queste donne che stanno cercando di fare un po' di chiarezza su questo mondo che ce lo descrivono sempre, poi sentiremo anche l'avvocato, molto complesso, invece è chiaro. Allora però adesso io voglio far vedere all'avvocato Canziani e anche a Sartorel questa intervista. Io ho avuto l'onore di avere
ospite Martina per capire anche, avvocato, quello che ha detto lei. Allora andiamo a sentire Martina, suicidio assistito, e poi ne parliamo con voi. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita, in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta, dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno o qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli, prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà? Che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto? Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che un anno fa a Trieste aveva ottenuto, dopo una battaglia non semplice, la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle, io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto. Non lo farò mai, ma il diritto di scegliere, di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Mirella, sei un genio. Hai detto che bisogna che ci pensiamo al fine vita quando stiamo bene. È vero, questo è, ci dobbiamo pensare adesso che stiamo bene e lasciare le cose per iscritto sul nostro fine vita, avere il diritto di andarsene quando non siamo più capaci di occuparci di noi stessi. Poi si parlava delle regioni prima, che una regione fa una cosa. Noi in questa regione abbiamo votato per avere un po' di autonomia che è prevista dalla Costituzione. Non l'abbiamo ancora ottenuta in questo paese dell'Occidente libero. In Russia l'Ucraina ha chiesto per l'indipendenza e l'ha ottenuta. Dove c'è più libertà? In Russia, dove c'è più democrazia? In Russia o in Italia o in questo Occidente? Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, non sono un genio, è che mi confronto molto con tante persone, è quello, quando tu stai in mezzo a una marea di persone, senti tante cose, poi le elabori e le condividi e poi ognuno fa le proprie riflessioni. Allora, avvocato, ha sentito Martina quello che ha detto e soprattutto anche Ornella nella prima parte diceva bisogna provare, quando provi capisci di cosa si parla, ma se non provi è come quella donna meravigliosa, quasi centenaria, che ha detto come faccio io a spiegare cos'è un campo di concentramento ai ragazzi nelle scuole? Come faccio? Lo capiranno, faranno finta di ascoltare, ma non hanno provato quello che ho provato io. Ecco, avvocato, la legge, questa parola etica, questa parola giustizia, di fronte alla sofferenza, come si pone? Perché io ho molti dubbi. Abbiamo persone preparate che sanno trattare il problema. Nelle commissioni ci sono tutte persone preparate o la politica ha messo anche lo zampino là
come l'ha fatto nel mondo del volontariato, e non riusciamo neppure a capire più chi siamo, quanti siamo, cosa facciamo, perché facciamo tutti tutto, ed è una cosa incredibile. Poi troviamo l'anziano morto in casa e non riusciamo ad andarlo a trovare per la privacy, perché non possono darci il nome. Avvocato, ecco, come commenta lei, da persona che poi anche lei è un'attivista, sta cercando di fare del bene a tutta la comunità, portando un supporto importante, ognuno ha la propria goccia. Prego, avvocato. E insomma è una tematica veramente grossa, perché da un lato ci sono le situazioni umane di sofferenza, quelle che abbiamo sentito, e che hanno il massimo rispetto, e anzi sono un messaggio veramente, come dicevo prima, di grandissima forza per tutti noi. Dall'altro lato però necessita anche una regolamentazione, perché è vero, si parte dal principio: io posso disporre di me stesso come voglio, però come dicevo prima siamo in una società, non siamo da soli, e quindi come la vita in una certa qual misura è anche regolamentata, perché nel nostro ordinamento, per esempio, c'è la possibilità di abortire, quindi c'è una scelta che una persona fa nei confronti di un altro essere umano, se un altro essere, diciamo, sì, umano, dipende quando si ritiene che ci sia vita umana, se il momento del concepimento o dopo. E quindi altrettanto si può decidere il momento in cui porre fine alla propria esistenza. Il problema è che però qui stiamo parlando di suicidio medicalmente assistito, quindi la parte importante è anche non solo la scelta personale: decido di porre fine alla mia vita perché le sofferenze sono diventate tali e tante che, come diceva giustamente la signora prima, superano la gioia, la volontà di vivere, è più sofferenza che gioia, oppure è più sofferenza che riuscire ad avere una vita normale. Ma l'altra parte della frase che va sottolineata è medicalmente assistito, quindi non è un suicidio che uno decide mi butto giù dalla finestra, è un suicidio che ha un percorso istituzionale perché viene eseguito nell'ambito di strutture sanitarie, oppure, se anche non lo fosse, ma comunque non è corretto da un punto di vista, diciamo così, normativo, venisse anche fatto a casa, deve essere gestito da personale medico che appartiene al Servizio Sanitario Nazionale. E voglio aggiungere anche un'altra cosa, perché se entriamo nel dettaglio, il farmaco o il cocktail di farmaci che viene somministrato per porre fine alla vita, innanzitutto c'è un problema di gestione, perché non viene fatta l'iniezione direttamente dal medico, ma deve essere diciamo gestito dal paziente, che deve essere in grado di gestire questa sua decisione di finire la vita. Non è materialmente fatto da un medico che fa l'iniezione, ma il paziente che se la deve fare da sé, diciamo, l'iniezione, l'infusione, qualsiasi scelta poi che viene definita dai medici. E un'altra cosa ancora, che i farmaci vengono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, e questo è un concetto che già ci mette in un percorso pubblico. Ma non solo, questa è la parte finale, ma precedentemente c'è una serie di valutazioni che vengono fatte dalla ASL di competenza, quindi che nominano una commissione nella quale c'è un medico legale, uno psicologo, uno psichiatra, un anestesista, e vengono valutate anche le richieste dal Comitato Etico Territoriale, che deve vedere se sono rispettati tutti i criteri, che adesso non sono di natura legislativa, ma sono stati determinati dalla Corte Costituzionale in 2 sentenze. E l'altro punto è che la Corte Costituzionale dà ampio spazio, ovviamente spingendo molto il nostro legislatore a fare una legge, però dà un ampio spazio a quello che è la sofferenza psichica, che è un problema anche questo enorme, perché abbiamo parlato ieri, avvocato. Ora fermo un secondo, sennò il centralino bloccato con Sandra, poi riprendiamo naturalmente, perché sta spiegando anche lei in maniera più chiara. Veramente complimenti, avvocato, per come sta esprimendo dei temi così delicati e così complessi.
complessi. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno ai signori che sono in studio e anche l'avvocato che è in rete. Io volevo dire una cosa. Sì, ha spiegato, è molto esaustiva l'avvocato, perché effettivamente la sanità pubblica ha tutto un iter, sappiamo, anche per una semplice operazione devi andare, gli esami e tutte queste cose. Io credo, Mirella, io ho avuto l'occasione e l'onore di conoscere un signore che è in carrozzella con la sclerosi multipla. È un signore che è anche un bell'uomo, che si è sposato, ha avuto un figlio e purtroppo gli è capitato. E io dico però un'altra cosa, Mirella. Il marito, che adesso non c'è più, che aveva la leucemia, ha lottato fino alla fine con la voglia di vivere. Faceva la chemio, andava su e giù in ospedale, è durato 5 anni e addirittura i medici hanno detto la forza che passa nel cervello, nell'animo di una persona e contribuisce anche non a sconfiggere la malattia, però a fare tesoro di quei pochi anni che ti restano, o mesi o giorni, e credo sia anche una cosa molto personale. Però ha detto l'altra signora che era in collegamento prima, è vero, poi io credo che arrivi un momento che la persona non ce la fa più, poi sono scelte religiose, personali. Perfetto, Sandra, scusami, ma devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma anche tu sei stata molto chiara. Ecco, io penso veramente che tutti quanti dobbiamo riflettere, soprattutto su questa crudeltà che hanno certe malattie. E qualcuno dice, ma perché proprio a me cosa mi è capitato? Non dobbiamo avere rispetto di tutto, ma io penso che in primis dovremmo avere rispetto della persona che vuole decidere di cosa fare del proprio corpo. Perché, vede avvocato, lei ha detto giusto, viviamo in una società, siamo assieme, però quando stai male non sei più assieme, sei sola. E specialmente quando hai una malattia invalidante ti ritrovi da sola. Quanti morti abbiamo avuto di mariti che hanno ucciso le mogli o le figlie o viceversa perché da soli non riuscivano più ad andare avanti. Con tutte queste leggi, avvocato, io ho avuto qui ospite una donna che ha tentato 2 volte il suicidio. È venuta qui davanti alle telecamere e ha detto: io ho 9 persone che mi seguono nella carta, 9 psichiatra, psicologo, di tutto. In realtà sono mesi e mesi che non ho nessuno. Chiamo e nessuno mi risponde. Non ho da mangiare, non ho da vestire. Dovrei fare delle visite nel centro salute mentale, nessuno mi chiama. Non ho i soldi per pagare il ticket. Capisce, avvocato, che io che vivo ste storie... io capisco che lei è un avvocato e giustamente mette sul tavolo quello che abbiamo, le leggi, la Costituzione, ma io dico, ma c'è anche la persona, c'è la persona umana, cosa fa questa persona? 9 sulla carta, avvocato, se non c'era per questa grande famiglia di veneti schiacciati che col 5 per 1000 riusciamo ad aiutare, neanche da mangiare. Quando ho chiamato, e non dovrei essere io a chiamare, allora, siccome che le telecamere smuovono il mondo, allora si sono mossi, ma gli ho messo un avvocato, ha capito come funziona, e con l'avvocato si è mosso tutto. Allora tutti chiamano adesso però, avvocato, capisce? Le leggi, certo che ci sono le leggi, ne ha 9 che la seguono, ma nella carta però, avvocato. Allora, Sartorel, sentiamo anche... No, io prego. volevo porre 2 quesiti, ma anche se non mi arriva la risposta forse è meglio. Ma io ho capito il senso quando tu hai fatto quella domanda provocatoria, no? Del business attorno al fine vita. Ma io mi domando, e quanto può incidere, abbiamo visto in questi giorni centinaia di migliaia di persone andare a vedere una messa, il nuovo Papa, tutte queste robe qua, il Vaticano in Italia, eccetera. Quindi quanto può incidere anche il pensare o l'appartenere a una determinata religione? Abbiamo il Vaticano in Italia. Questo è il primo quesito, ma è così una domanda messa là. La seconda invece, che secondo me è molto più importante, il quesito è: io devo dire veramente un grazie speciale
a queste persone che sono afflitte da malattie rare, perché grazie a loro c'è un'evoluzione nel mondo della medicina. Noi, come GILS, abbiamo molti pazienti che sono a disposizione dei medici perché studino la malattia, e fino a 20 anni fa ormai ti tagliavano le arti, oggi non serve più, fra 10 anni magari si migliora, cioè c'è anche un sistema sanitario che avanza grazie anche alla disponibilità e alla volontà dei pazienti di credere anche nella vita. Ecco, quindi sono due quesiti, uno è un ringraziamento, è un fatto, una constatazione, cioè la medicina evolve di anno in anno, ecco, e sul fine vita, ripeto, non sono in grado di, però mi pongo 1000 problemi Però ne parli. Ne parlo, magari qualche riflessione diversa, magari la puoi anche fare, esatto. Ascoltando certe persone che sanno quello che dicono perché lo provano. Che sai, parlare dall'altra parte, essere in salute, capisci che è facile, ma parlare dalla parte invece chi sta vivendo, ecco, in questo momento, oggi, adesso, domani, una situazione disperata, perché noi quando abbiamo un piccolo dolore, la prima cosa facciamo? Andiamo dal medico, prendiamo la pastiglia, vogliamo che passi subito. E loro come diciamo allora? Allora tu hai detto le persone che vedi nelle piazze che applaudono il Papa, anch'io vorrei applaudirlo, però solo che io voglio decidere della mia vita. E non sono d'accordo sulle posizioni di certe persone, di certa chiesa che dice no, la vita è sacra. No, la vita è mia. La vita è mia. Io credo, sono credente, ma la vita è mia, e come ha detto Livio, io decido di dire basta perché non ce la faccio più. Non sei tu, sono io che devo decidere. Sono io che sono nato. Tu mi hai dato il nome, ma il corpo è mio. Ecco, io la vedo così, ma è la mia riflessione, voglio mica. E dopo, avvocato, vorrei parlarne con lei, cosa ne pensa di questa popolazione. Il 50% non va a votare e tutti i partiti sono allarmati, però adesso ci sono i referendum e sentiamo certi partiti che dicono che non si deve andare a votare, bisogna astenersi. Allora io dico, intanto per me il messaggio è devastante, perché o vogliamo far capire l'importanza del voto, no, tu vai a votare, voti sì, voti no, ti astieni, fai quello che vuoi, ma vai a votare. Non pensa che anche qua sarebbe da discutere, perché quando ti comoda allora tutti devono andare a votare. Quando, ecco qua il messaggio, quando non ti comoda, allora io ti dico quello che io vorrei che tu facessi. Allora, credo o non credo? Dove credo? Allora sentiamo, dai, dici qualcosa anche tu. Io sono d'accordo, Bruna. No, sono d'accordo, essendo una paziente sclerodermica, avendo passato dei periodi anche io bui, molto bui, sono d'accordo con la malata di sclerosi multipla che se la vita non dovesse se la vita dovesse darmi più dolori che gioie, anch'io, la vita è mia e decido io, anche nella mia famiglia. Ne abbiamo parlato, con i miei figli ne abbiamo parlato ed è già tutto, diciamo, chiaro. Perché bisogna parlarne. Ma è fondamentale parlarne. Se no culturalmente non ci siamo. Non avanzerai mai culturalmente, mai. E quindi sono d'accordo su quel punto di vista. Poi è giusto credere nella medicina. Io, essendo appunto una paziente, mi sono affidata ai medici, sto facendo delle cure che hanno bloccato la malattia, sto bene, ho una qualità di vita buona. Però ovviamente si va avanti, bisogna sempre cercare di migliorarsi e avere fiducia. E dopo comunque dal punto di vista appunto politico, come dicevi tu, anche qui i referendum dicono c'è niente da fare, non vogliono che vai a votare e noi dobbiamo votare. Invece bisogna votare e andare contro tutto questo sistema. Se no, un colpo vai a votare, non riusciamo a capire più niente. Allora cosa volete da noi? Non riusciamo a ottenere mai niente. Allora andiamo a vedere anche questo video molto importante, video sulla sclerodermia sistemica. Andiamo a vedere, poi ne parliamo con l'avvocato Canziani. Il gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia, GILS, si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla sclerosi sistemica, promuovendo la diagnosi precoce e garantendo un accesso equo alle cure in tutto il territorio nazionale.
L'associazione sta anche intensificando i suoi sforzi attraverso nuovi studi e terapie innovative per combattere questa malattia autoimmune che in Italia affligge circa 30.000 persone, prevalentemente donne in età fertile. Paola Canziani, presidente di GILS, sottolinea l'importanza dell'attenzione e dell'impegno collettivi per migliorare la comprensione e il trattamento della sclerosi sistemica. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e facci sapere il tuo pensiero nei commenti e grazie per essere arrivato fin qui. Presidente Canziani, a lei il commento, continuiamo, anche prima l'avevo interrotta perché arrivano anche le telefonate, facciamo un po' come parlavo con i miei ospiti. Sì. Prego, Presidente. Ma intanto io vorrei dire che sono molto contenta di essere qui con voi perché mi sembra che stiate facendo quello che si dovrebbe fare un po' da tutte le parti, cioè mettere sul tavolo i problemi, discuterne e soprattutto siete molto rispettosi delle opinioni di ciascuno. Quindi questo già credo che sia un passo molto importante e dovrebbe essere fatto veramente un po' dappertutto, perché se la società civile comincia a ragionare, comincia a muoversi, comincia a discutere, anche la politica poi dovrà adeguarsi. Purtroppo se la società civile, rimane eccessivamente individualista, si fa troppo gli affari propri e non discute e non rispetta soprattutto l'opinione degli altri, e temo che la politica vada di conseguenza. Apro e chiudo questa parentesi. Detto questo, noi come associazione cerchiamo di fare quello che possiamo. Giustamente, come si diceva prima, anche il volontariato adesso come adesso è un pochettino in difficoltà perché un po' mancano vocazioni, è difficile almeno per noi coinvolgere i giovani. La patologia, la sclerosi sistemica, è una malattia altamente invalidante, certo a stadi e gradi diversi, quindi ci possono essere dei momenti in cui ancora non è diventata sistemica, quindi non ha coinvolto tutto l'organismo e si limita soltanto alla pelle, alla cute, quindi può essere anche controllata meglio, però quando diventa complessiva, quando diventa multiorgano e coinvolge i polmoni, l'apparato gastrointestinale, il cuore, e davvero serve un supporto dal punto di vista sanitario veramente importante. Serve quella che si suol dire essere la multidisciplinarietà, non basta un medico solo, uno specialista solo, ce ne vogliono tanti tutti insieme e soprattutto che siano coordinati. È una ragione per la quale noi abbiamo sempre spinto perché si formassero delle scleroderma unit, come ci sono le breast unit per la cura del tumore alla mammella, ci sono anche le scleroderma unit che noi abbiamo cercato di creare un po' in tutta Italia. E qui arrivo all'altro punto. Ci vorrebbe una parità di trattamento in tutte le regioni italiane. Vorrebbe dire che i malati con sclerosi sistemica dovrebbero avere, uso il condizionale perché dovrebbero, è una cosa ipotetica che ancora non si riesce ad ottenere, dei percorsi, non dico privilegiati perché dire questo è brutto, ogni malattia ha diritto ad essere considerata, quindi non è che noi come malati rari vogliamo avere un percorso prioritario rispetto agli altri, però proprio per la complessità della malattia serve avere quantomeno una attenzione maggiore, nel senso che se io vado dal reumatologo o dall'immunologo che fa la diagnosi della malattia e identifica che questa malattia è già in uno stadio avanzato, non è che poi come paziente, come ammalato, io devo ritornare indietro e prenotarmi la visita attraverso il centro unico di prenotazione e aspettare magari i soliti 5-6 mesi, poi dipende dalle regioni e dipende dalle città, per avere la visita cardiologica o la visita pneumologica. Sarebbe bene che già lo stesso medico, reumatologo, immunologo che sia, riesca già a fissare un appuntamento dedicato, proprio perché il percorso della malattia, quando inizia ad essere galoppante, è veramente molto, molto invasivo, molto importante, mette a rischio la vita della persona. Questo vorremmo e questo stiamo cercando di fare. Le scleroderma unit vuol dire che mettono insieme una serie di specialisti che dovrebbero fare una valutazione collegiale
del paziente, e quando intendo collegiale sarebbe bello aggiungere anche tutto quello che voi avete detto fino adesso. Non c'è solo il problema fisico, che è enorme, ma c'è anche quello psicologico, c'è anche quello del sentirsi isolati, c'è anche quello, diceva bene la signora prima, di non sentirsi accettati, perché è una malattia che ti trasfigura un pochettino, ti crea anche delle difficoltà relazionali, le persone non capiscono queste ulcere, questo cambiamento dei lineamenti del viso, che cosa vuol dire, è qualcosa di infettivo, insomma, quando noi vediamo una persona o un qualche cosa che è diverso da quella che noi intendiamo come normalità, c'è sempre la tendenza un pochettino ad arretrare, a ritirarsi e dire ma che sarà mai? E secondo me non solo perché è al femminile, tenete presente che negli uomini quando si presenta la malattia è nettamente più grave e nettamente più mortale, però per le donne davvero diventa un percorso di vita difficile, ma veramente difficile. Quindi quando parlo di multidisciplinarietà vuol dire mettere insieme tutti gli specialisti che curano il corpo. Sarebbe bene, sarebbe bello avere anche quelli che curano la mente, ma sarebbe bello ancora di più avere più volontari, e più volontari, adesso non è che voglio dire giovane, non giovane, però sappiamo che i giovani in pura teoria dovrebbero avere quella slancio, quell'entusiasmo, quella gioia di vivere che magari andando avanti con gli anni un pochettino viene a meno, perché ci sono le disillusioni, perché uno ci è rimasto male per un po' di cose, perché ci sono tante ferite dell'anima che ci si porta dietro. E sarebbe bello avere questi volontari che, al di là di tutta la medicalizzazione, medici, psicologi, diano del calore umano. Sì, però vede, perché avvocato, a volte le ormai siamo persone quasi si in sentono chiusura, ma proprio glielo devo perse, dire, avvocato. e a volte anche una stretta di mano, una Che non pacca mi sulla sente. spalla, un saluto, un sorriso possono aiutare. Presidente Canziani, vede, c'è un problema. Io ho capito, avendo tutte le associazioni, perché le posso assicurare che le ospito tutte, dalle grandi alle piccole, le ospito tutte. Quello che ho capito, sa perché non abbiamo volontari? Perché siamo divisi. Siamo sempre stati divisi, non ci conosciamo. Poi abbiamo i campanili, quelli che fanno parte del cerchio magico, allora hanno politico, hanno i campanili alti, allora hanno di tutto e di più, però il sabato e domenica si ferma il mondo. Si ferma il mondo, e poi io ieri ero alla centrale del Sile, che c'erano questi vigili del fuoco con l'elicottero che cercavano questa persona che si era tuffata, qualcuno ha sentito questo tonfo, hanno trovato le scarpe, e mi sono messa a guardare il punto dove questa persona, nella solitudine più totale, con un mondo di persone che passava in quel momento, perché di là passa il mondo, ha deciso di fare il salto. Prima del salto, avvocato, non ce l'ho mica con lei, se le dico perché mi piace interloquire, ma chi è che doveva arrivare a quella persona? Possibile che nessuno si sia accorto di questo disagio? Ma all'esaurimento, ma a scorbuttica, non socializza. Sa che ho trovato una persona qui da noi, avvocato, qui a Treviso, dove passa il mondo, che è 3 anni che dorme in macchina? Una persona non per bene, di più, ha perso il lavoro, perdi la dignità. Nessuno apriva quella porta di quella macchina, nessuno l'ha mai aperta. Mirella invece, che è curiosissima, vedevo sta macchina giorno, che passo sempre, ho detto no, adesso mi manderà anche a quel paese, ma ho aperto la porta e gli ho detto: ha bisogno di qualcosa, io non voglio sapere niente, ha bisogno di qualcosa. Cioè, capisce che lei ha detto viviamo in una società. No, avvocato. No, avvocato. Viviamo nella solitudine più totale. L'indifferenza, brava Bruna, l'indifferenza, il mio nuovo combatte i problemi sui. Non ci conosciamo neppure tra il pianerottolo, chi siamo, chi vive.
Capisce che se andiamo avanti così, i giovani che non ci conoscono, abbiamo i volontari perché non ci conoscono, sono stanchi della lezioncina in classe, vogliono essere protagonisti, dobbiamo portarli a toccare con mano le realtà, poi vediamo dove vanno a parare. Io ho avuto l'altro giorno, ho detto, sai Mirella, sono venuti 20 ragazzi da noi, sono diventati volontari donatori, ma guarda te, eppure Laila andava anche lei nelle scuole, sono stanchi di ascoltare, sbagliano però accompagnati nella maniera giusta. Possiamo farli diventare donatori e volontari, non aspettano altro, nessuno li ascolta più. Il problema è che sono sempre i soloni che parlano e loro là ad ascoltare. Sono stanchi. Non li intrighiamo più, devono essere intrigati, vogliono emozioni forti, per forza vivono di quello ormai. Apriamo gli ospedali, facciamoli entrare negli ospedali, a toccare con mano cosa c'è all'interno dell'ospedale, perché c'è un profumo diverso, non è il profumo della strada, è il profumo del male, della disperazione, della ricerca. Sartorelli. Ma questo è un lato della medaglia che effettivamente è realtà, purtroppo. C'è anche un altro lato però, e permettimi, ne colgo l'occasione per dire veramente grazie a nome del GILS, del gruppo italiano Lotta alla Sclerodermia. Intanto do una notizia. Nel Veneto questi Scleroderma Uniti di cui faceva riferimento la nostra Presidente sono a Verona e a Padova. E da un po' di tempo anche Treviso, finalmente l'ospedale di Treviso si sta dando da fare per dare un servizio completo di assistenza da varie parti medici. Ma ti dicevo, l'altra parte della medaglia io devo dire veramente grazie alla dottoressa Facchini, al dottor Bettio, al personale infermieristico, veramente, e a nome di tutto il personale, la signora Cristina, che è un qualcosa di eccezionale. Tu vai lì dentro, vai in una famiglia, è vero o no, Bruna? Cioè abbiamo poi dall'altra parte della medaglia di questa indifferenza, di questa solitudine, anche per fortuna dei reparti, e Treviso ne è la testimonianza, di un servizio all'ammalato che è un qualcosa veramente di importante e di bello. Cioè io che, ringraziando il cielo, non ho a che fare con questa malattia, ogni tanto vado, do una mano, faccio anch'io qualcosina, molto poco, ma potrei far di più. Tra parentesi, di volontariato, magari di volontariato, faccio parte anche dell'AVO, dell'Associazione Volontari Ospedalieri, e presto il mio contributo alle terapie intensive, quindi voglio dire, c'è questa disponibilità. Però il contrasto è proprio questo. Il contrasto che viviamo è proprio questo, cioè vivi un'esperienza positiva nel momento in cui sei coinvolto, quando sei fuori, e io sono uno tra i primi a, diciamo, non vivendola, non sei coinvolto nelle cose. Io non sono coinvolto nella malattia, non sono coinvolto nel problema di fine vita, non sono coinvolto in tanti altri mille problemi, e quindi se mi capita l'occasione, come oggi, difatti la prima signora che ha intervistato mi ha posto un grande problema, e sarà mio adesso impegno andare un po' a informarmi eccetera sui problemi di fine vita. Però vedi, purtroppo viviamo anche questa situazione. Ma dobbiamo parlarne, Sartorelli, perché è inutile che tu dici l'ospedale. So anch'io che quando sono in ospedale sono curata, ho questi angeli meravigliosi che qualcuno si è dimenticato, perché guarda le aggressioni che ci sono all'interno degli ospedali, oltretutto. Ma è il dopo ospedale. Ma se io ho subito un intervento meraviglioso, lo dico sempre con i grandi chirurghi che ospito, perché ho la fortuna che vengono, compreso il professor Gerosa, ma quando vado a casa, se non ho nessuno che mi segue dopo il grande intervento, mi vuoi dire con questa persona che ha detto ho 9 persone che mi seguono e nessuno mi viene a curare a casa perché non abbiamo il personale che può veramente arrivare, cosa faccio? Chi mi cura? No, ma Chi mi cura? Quello del pianerottolo che neppure conosco, i figli che sono a lavorare, che hanno i loro problemi. Capisci che la realtà è diversa e dobbiamo parlare di quello che non funziona, perché quello che funziona lo sappiamo, lo viviamo ed è un elogio da fare, ma è il dopo che mi terrorizza, perché quelle persone fragili che non ce la fanno dicono basta e non può succedere. Anche ieri una donna
Un'altra donna abbiamo trovato nel fiume, adesso ne stiamo cercando un altro. E allora cosa facciamo? Diciamo che tutto va bene, che abbiamo questi anzi, ma io voglio il dopo Angelo, devo trovarne un altro perché pago le tasse. Sartorel, pago e non ho ancora capito, se qualcuno me lo spiega, dove vanno a finire tutti i soldi. Perché la trasparenza su questo non c'è. Vai in internet, no, tu vieni qua, perché anche il novantenne, che non tutti hanno l'Alzheimer, deve capire i suoi soldi dove vanno. Hai capito? E questo non lo fanno. E noi invece dobbiamo capire perché solo cemento. I soldi del PNRR erano destinati al terzo settore, li hanno deviati, perché i progetti del cemento sono andati avanti. E dentro il cemento chi mettiamo? Chi mettiamo? Parliamone, Bruna. Sono d'accordo, tutto funziona bene, sì, è vero, finché sei in ospedale, l'ambiente è bellissimo, tutti, però sono d'accordo, ci sono delle realtà al di fuori che poi non se ne viene fuori? No, non ce ne, e comunque non so neanche se riusciremo a venirne fuori. Però almeno ne parliamo, come dice l'avvocato, parliamone. Sì, parliamone. È possibile, avvocato, che in regione se non fai il numero 10 come associazione, guardi che lo dico per certo, non puoi partecipare al tavolo che ti interessa? Perché se non hai il numero 10 ne hai 6 o 7, non parte. Guardi che c'era un consigliere regionale, presidente, e ha detto no, ma sai, vedremo, non è proprio... È così. Infatti poi mi ha chiamato e ha detto è così, Mirella. E allora l'associazione che ha 4 persone ma che vivono il problema, che sanno di quello che parlo, di cosa hanno bisogno, non partecipa. Quelli che ne ha 10, ma non sa neanche perché è così, e quello partecipa. Presidente, come ci saluta? Ma vi saluto con un grande grazie, perché davvero è stata una bella mattinata, molto intensa. Non mi aspettavo di dover parlare di questioni così importanti come il fine vita, che è un argomento che a me interessa molto, sia personalmente che anche professionalmente, perché me ne occupo. Però grazie, perché è stato davvero un bel momento di condivisione e, come vi ho detto prima, mi fa piacere che si parli di questi argomenti, che si rispettino l'opinione degli altri, che ognuno parli nel suo momento e non parli sopra l'altro. È stato davvero un momento molto, molto bello e molto utile, quindi grazie. Grazie a lei, Presidente. Grazie. Sentiamo Sartorel come ci saluta. Velocissimo. No, io ti saluto velocissimamente dicendoti veramente grazie per un semplice motivo, perché tu stessa l'hai detto, cioè parliamone, no? Cioè il GILS, dico GILS perché rappresento GILS in questo caso, giusto, mette a disposizione degli ammalati, perché il senso di questo associazionismo è di essere al servizio assieme agli ammalati, e diamo una montagna di servizi, no? Spendiamo anche una montagna di denaro all'anno per essere vicini agli ammalati, ma come si fa a sapere chi è il GIS? Come contattare il GIS? Partecipando dal 10 al 13 luglio a questa grande festa delle associazioni al Parco del Sile. Ci saremo. Meraviglioso, Presidente, mi raccomando, perché là veramente ci saremo e faremo sentire la nostra voce. Bruna, come ci saluti? Grazie mille. Per me è stata una grande opportunità far sentire la mia voce, farmi conoscere e parlare della malattia, di questi temi molto importanti come il fine vita. Anche io non me l'aspettavo, però solo parlandone, come hai detto tu, possiamo rendere visibili certe cose. Grazie. Grazie veramente, grazie anche a Bruna Saran, grazie a tutti voi. No, abbiamo ancora un'altra parte, Mirella non ha ancora finito, pubblicità. Quella seduta all'auditorium del padiglione Rama di Mestre non è una platea qualunque. Alla Banca degli Occhi del Veneto sono arrivati un centinaio tra i professionisti più qualificati del settore, esperti a livello mondiale di trapianto e preparazioni corneali, clinici, oculisti e ricercatori nel campo delle patologie oculari. Sono arrivati principalmente dall'Europa e dal Nord America per confrontarsi e scambiarsi conoscenze, ospiti di una delle principali banche degli occhi internazionali. Esprimiamo il maggior numero di trapianti che vengono fatti
fatti con tessuti che partono da una singola banca degli occhi. In termini di qualità direi che possiamo vantare ottimi risultati, e in termini di ricerca forse siamo la banca degli occhi che investe di più in ricerca e sviluppo nel panorama europeo. È la prima volta che temi specifici vengono trattati in un consesso così esteso di esperti internazionali, ed è un esperimento destinato a ripetersi. A testimonianza della vocazione internazionale della Fondazione, che ha sede a Mestre, il responsabile delle relazioni internazionali della Banca degli Occhi del Veneto e anche segretario della Società Europea Banche degli Occhi. Qui in Fondazione abbiamo ogni tanto la possibilità anche di fornire i tessuti all'estero, soltanto se non ci sono riceventi qui in Italia. Noi siamo una delle più grandi banche in Europa e abbiamo una rete di più di 80 banche. Qui peraltro si utilizza anche l'intelligenza artificiale per riconoscere le cellule dell'endotelio, lo strato posteriore della cornea, fondamentale per molti interventi di chirurgia. Nel primo trimestre dell'anno, intanto, sono già stati effettuati 1261 trapianti di cornea. Nello stesso periodo i donatori sono aumentati del 5%. Le ricerche che stiamo portando avanti qui in Fondazione ha permesso di far sì che il chirurgo possa trapiantare solo alcuni strati di membrana di cornea, quindi alcune membrane della cornea, e questo ha ridotto di tantissimo i rigetti nel paziente. Siamo nel torno all'1-2% di fallimenti. E ringrazio il dottor Francesco Calia Di Pinto, chirurgo oltretutto, ma anche che fa parte del presidente di un'associazione importante, Pennelli Divini, diciamo, questo hobby che ha questo chirurgo per distrarsi dopo gli interventi, meglio che dipinga, anche se devo dire la verità che il corpo umano è veramente una meraviglia, è una cosa che neppure ci immaginiamo. Però abbiamo visto questo servizio importante. Io ho avuto ospite proprio il presidente della Banca degli Occhi, Diego Ponzin, per far capire l'importanza di questi convegni, che importanza soprattutto che dobbiamo dare alla ricerca, alla scienza, alla tecnologia, però sempre con mani esperte come quella del professore, perché poi alla fine è sempre l'uomo. Ecco, come commenta questo importante convegno e ha sentito quello che è successo ieri a Mestre, alla Banca degli Occhi? Intanto è fondamentale l'informazione non solo tra noi colleghi e tra gli scienziati, ma secondo me è anche importante trasferire queste conoscenze e trasferire quella che è la nuova impronta tecnologica, quelle che sono le nuove tecniche, quelle che sono le nuove conoscenze che possono essere messe a servizio di coloro che necessitano. Diciamo così, la sfera, il trapianto in generale, specialmente quello degli occhi, adesso è una nuova tecnica che diventa sempre più una soluzione chirurgica, diciamo così, comune, non solo nell'ambito oculistico ma anche in tanti altri ambiti, e questo in particolare, devo dirlo, succede anche e serve soprattutto per i pazienti anziani, di cui poi magari parleremo. Allora saluto anche Monica Coin, delegata CGIL Mestre, che si occupa di sicurezza del lavoro. Buongiorno, grazie di essere qui, ogni tanto ci rivediamo. Io l'ho invitata perché ho una domanda da farle. È una domanda anche particolare che coinvolge anche il dottor veramente ospite che abbiamo questa mattina, Calia Di Pinto, perché io ho avuto un'eccellenza ospite l'altro giorno, un altro chirurgo, il professor Chioffi, che ha detto, e io avevo detto che l'avrei chiesto a lei, noi non possiamo avere degli orari di entrata e di uscita quando lavoriamo, perché ognuno di noi è una persona a sé stante. Io so quando entro per fare l'intervento, però non posso avere l'orario di uscita, e quelle ore non bastano delle volte, ma se la persona viene operata da un chirurgo, senza fare nomi, non può essere che si dice basta e ne viene un altro a operare al posto mio. Lui ha detto: lo trovo ingiusto, non funziona così e non potrà funzionare. Cosa dice? Perché sicuramente guarderà la puntata, perché gliel'avevo promesso,
e vorrei sentire poi anche un'opinione diretta da un chirurgo, cosa ne pensa di quello che ha detto il professor Chioffi. Non possiamo noi timbrare e avere degli orari, non funziona così. Prego, Coin. Voce. Orari di lavoro negli ospedali, questo è un grave problema e arrivano sempre più segnalazioni e denunce del fatto che a causa della grave carenza di personale, del personale medico e paramedico in tutti gli ospedali, i turni di lavoro, compresi quelli dei medici e anche quelli chirurghi, sono degli orari di lavoro troppo, diciamo, che non tengono conto del necessario riposo psicofisico previsto dalla legge. Questo ha una ragione, diciamo, la ragione del fatto che il servizio non può assolutamente essere interrotto, ma questo causa dei problemi giganteschi, anche perché un chirurgo in particolar modo deve avere una serenità e anche un'integrità psicofisica necessaria proprio per svolgere il delicato lavoro che svolge. Quindi la carenza di personale si riverbera anche sulla necessità di garantire questa integrità psicofisica, e questo serve proprio perché non ci siano problemi durante le operazioni. Un chirurgo stanco è un chirurgo, sono medici, lo sanno benissimo, che non hanno la necessari riflessi, non hanno la necessaria fermezza, non hanno la necessaria diciamo prontezza di riflessi che serve appunto durante le operazioni per risolvere tutti i possibili problemi. Non possiamo pensare che l'uomo, ancorché medico, ancorché bravo, sia una macchina. Se noi facciamo dei robot dell'intelligenza artificiale, ce ne sono molti che vengono impiegati nella medicina e nelle operazioni chirurgiche, sicuramente con l'intelligenza artificiale risolviamo questo problema, ma siccome molto è ancora domandato, per fortuna penso io, alla sensibilità umana, quella che è l'intelligenza naturale, dobbiamo pensare che i medici devono avere la loro necessaria integrità psicofisica, e questo lo si fa semplicemente rispettando degli orari. Dopodiché la coscienza del medico sicuramente magari lo trattiene per risolvere dei problemi necessari, ma questo non dovrebbe nemmeno essere un suo problema, ma quello di un'organizzazione sanitaria efficiente che dà le necessarie risorse umane per poter svolgere tutti i compiti cui è domandato nei confronti dei pazienti e dei cittadini. Allora, sentiamo il dottor Francesco Calia Dipinto, oltre che medico e proprio chirurgo, cosa ne pensa di quello che ha detto Chioffi e il commento di Monica Coin. È un po' complesso, perché poi ci sono due situazioni da tenere in considerazione. La prima considerazione è legata al fatto che noi abbiamo avuto un cambiamento del nostro ruolo. Noi una volta eravamo medici o chirurghi, adesso siamo dirigenti medici, e con questo nuovo ruolo noi abbiamo anche diciamo così, alcune limitazioni, tra cui quello di cui parlava appunto Chioffi, che era quello del concetto della timbratura e del concetto dell'orario. Noi abbiamo un orario prestabilito che teoricamente sarebbe 34 più 4, che ovviamente non si riesce mai a chiudere con quell'orario, si va sempre oltre. Una volta questo non esisteva, cioè il medico entrava, non aveva una sua, diciamo così, un suo orario, un suo timbratore, svolgeva la sua attività e in accordo con quello che era la direzione e quello che erano i colleghi ci si organizzava un po' per le varie attività sia chirurgiche che ambulatoriali, perché poi c'è da dire che noi non facciamo solamente un lavoro di sala operatorio, facciamo un lavoro anche di diagnostica, facciamo un lavoro ambulatoriale sia per la diagnosi ma anche poi per il post operatorio, quindi i controlli post operatori, e tutto questo nell'ambito di una giornata. Quindi ovviamente se già durante l'intervento si sfora, noi abbiamo
poi a seguire tutta un'altra serie di impegni. Quindi la questione è un po', diciamo così, complicata, nel senso che a noi andrebbe bene non avere un timbratore, perché a volte non è possibile rimanere nei limiti. E ovviamente però c'è d'altra parte il rovescio della medaglia, cioè fare tante ore in ospedale potrebbe, come diceva appunto la dottoressa, creare comunque, diciamo non nell'immediato, ma diciamo così, nel tempo, negli anni, poter creare anche delle situazioni di distress psicofisico e cognitivo, se vuole. Ci sono degli strumenti adesso che infatti studiano proprio quello che è lo stress del chirurgo all'interno dell'operazione. Quindi questo, si parlava anche di intelligenza artificiale, questo probabilmente tra qualche anno ci potrà dare una risposta sia alla dottoressa che anche al mondo scientifico e a noi stessi, e chissà che ci dia anche magari una soluzione. Per adesso non è possibile, si parlava di mancanza di risorse, si parla di mancanza di personale, finché noi ce la facciamo, lo facciamo molto volentieri, però sicuramente è qualcosa che dovrà cambiare nel tempo. Però e lo chiedo anche alla dottoressa Coin, dottor Di Pinto, io voglio essere operata perché ci credo dal professor Di Pinto. Il professor Di Pinto mi dice di sì. Poi il giorno dell'operazione, vedo che il professor Di Pinto non c'è perché ha finito le ore e mi mettono un altro chirurgo. E io non ci sto. No, e perché? Non è mica la stessa cosa? Non è la stessa cosa, dottoressa Coin, perché io, ho avuto una grande eccellenza, non dico il nome, lui mi ha detto: si ricordi Mirella, quando sta male si va sempre dal migliore. Sempre dal migliore, si ricordi le mie parole. Chi cerca trova. Allora, dottoressa Coin, come faccio io? Vado in sala operatoria e mi trovo un'altra persona. No, io non mi opero più, voglio rivestirmi e tornare indietro. No, la dico un po' in battuta, ma capisce che non è la stessa cosa, dottoressa Coin, non è la stessa cosa. Allora, cerchiamo un po' di mediare. Come si può fare? Prego, dottoressa Coin. Allora Mirella, io so che lei è una persona molto attenta anche alle prestazioni che vengono fatte, sia nei suoi confronti, ovviamente ha fatto un esempio personale, ma sicuramente si riferiva anche ai cittadini. Allora, io ho un'eccellenza in cui credo, ma sinceramente non vorrei essere operata da quella eccellenza quando quella eccellenza presenta dei segni importanti di stress psicofisico, perché è pericoloso anche per gli stessi pazienti essere operati da un personale in burnout oppure dal punto di vista psichico, ma anche dal punto di vista fisico, perché la stanchezza diminuisce anche le cognizioni che servono appunto per operare. Quindi io sinceramente le dico la mia come Monica, non vorrei essere operata da un'eccellenza dopo che ha fatto 10 operazioni, ecco, e senza che abbia recuperato la stanchezza fisica, perché chiunque, anche il più bravo in assoluto dei medici, non è in grado di avere la stessa prestazione, e con il rischio appunto che ci siano dei problemi, perché lei sa benissimo, Mirella, che le operazioni ci fanno firmare anche una carta prima di operarci, ci propongono una alternativa di possibilità anche diciamo negative, nel senso possono succedere 1000 problemi durante un'operazione. Avere un chirurgo che è stanco significa avere un chirurgo che potrebbe non sapere risolvere l'imprevisto oppure la stessa operazione. Quindi per quanto io possa essere fiduciosa, e io lo capisco, ovviamente c'è anche questa cosa, io capisco anche i medici, ci sono due facce di questa medaglia. Io non voglio assolutamente mettere in discussione che anche i medici vogliano prestarsi per cercare di sopperire, ma questo, le ripeto, è un problema di organizzazione. Prima diceva il dottore
che ora i medici sono considerati dei dirigenti. Bene, oggi le ASL non sono più la stessa cosa di prima, ma sono considerate appunto delle azienda sanitaria locale, e come aziende hanno un obbligo di far quadrare i conti, e come aziende a volte pensano più a risparmiare che non ad assumere, con la conseguenza che soprattutto nel pubblico abbiamo una gravissima carenza di personale. Questa gravissima carenza di personale non migliora le cose e non migliora nemmeno la possibilità dei pazienti di essere operati in serenità. E soprattutto anche per i medici non è corretto. Io capisco la questione del cartellino, ma il cartellino è utile perché non ci siano appunto delle esagerazioni nella prestazione, insomma, che deve allora, essere sentiamo il dottor Di Quinto, visto che abbiamo limitata la agli orari di dottoressa Coin. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Parlare di conti, abbiamo scoperto all'improvviso che i conti non tornano neppure a San Camillo, dove, no, questo... Ecco, ed è una cosa che poi si vedrà. Però fa riflettere, ecco, all'improvviso succede questo e il cittadino dice: ma come mai? Ecco, perché veramente ci sono dei punti di domanda. Ecco, però uno che vive, che veramente sappiamo la differenza tra pubblico e privato, la carenza, adesso cosa succederà? Perché punto di domanda è arrivato un altro amministratore, mi sembra, spero di averlo anche ospite, il dottor Gumirato, e vedremo cosa succederà, se riuscirà a far tornare i conti. Come commenta anche le parole della dottoressa Coin, allora, come chirurgo, come dirigente? Allora, no, certo, io capisco perfettamente come è giusto che sia, che qualsiasi lavoro deve essere un lavoro eseguito nella massima sicurezza, nella massima tranquillità e al massimo delle condizioni psicofisiche, quindi dal punto di vista razionale non posso non condividere ciò che dice la dottoressa. Certo che in questa fase particolare riuscire ad ottenere questo diventa comunque difficile, è inutile dirlo, non ci sono le risorse, non c'è il personale, per cui in qualche modo noi saremo costretti a continuare a fare quello che continuiamo a fare. Diciamo che le professionalità e anche l'esperienza ti dà anche la possibilità di sbagliare il meno possibile, e mi pare che a tutt'oggi diciamo che la chirurgia e in generale la medicina non mi pare che stia dando dei grossi problemi, quindi la dimostrazione che comunque sia, nonostante gli stress, ci sia una grande professionalità e una grande risposta e una grande efficienza ed efficacia della chirurgia e della medicina in generale. San Camillo, adesso lei... questo mi ha preso un po' di sorpresa. No, allora... lasciamo perdere San Camillo, giusto sui giornali, quindi insomma sì, è pubblico, però, è pubblico, sì, no, ecco, questo vuol dire, però diciamo che non è una cosa, uno scandalo, niente di particolare, nel senso, noi sappiamo che un po' è la situazione che noi abbiamo in Italia, ma non solo in Italia, abbiamo dei problemi difficili, specialmente quanto più grosso è un ospedale, quanto più prestazioni di un certo livello eroga un ospedale, tanto maggiori sono i costi. E ritornando alla diminuzione delle risorse, tutto questo ovviamente crea degli scompensi. Il primo scompenso è quello economico, cioè per riuscire a fare degli interventi, per riuscire ad avere dei farmaci, per riuscire ad ottenere delle prestazioni di alto livello, bisogna purtroppo avere dei costi. I costi poi alla fine però non sempre tornano. Ci sono istituti come San Camilli che ovviamente hanno un contributo legato all'ASL, allo Stato, alla Regione, eccetera, però le convenzioni, però molto deve anche venire da quello che è la produzione, la metto in questo termine un po' volgare se volete, di quello che abbiamo noi dentro, però non sempre questo è fattibile per i costi che sono enormi, quindi devo dire, nonostante la capacità
volontà e come posso dire, la volontà dell'istituto di far quadrare i conti non sempre è possibile. È chiaro che a questo punto hanno cercato di trovare un manager che è una persona asettica al di fuori, certo, che quindi guarda il tutto in maniera completamente diciamo così da lontano, e quindi cercherà di capire cosa si può fare. Questo ovviamente comunque non è che significa che si possa risolvere tutto, certo, ma così come non si risolve neanche nel pubblico. Anche perché l'ha spiegato bene, al momento dobbiamo continuare così perché quelle sono le risorse che abbiamo, anche fisiche, e perciò noi continueremo a forare perché da là non si scappa. L'importante è continuare a dare delle prestazioni e dare il massimo di quello che è l'efficienza della cura e delle prestazioni, e questo lo sta facendo anche San Camillo. Dottor Di Pinto, Monica Coin, la dottoressa Coin, ha detto una cosa importante: io non mi farei mai operare da una celebrità se so che è stanca o che ha fatto troppi interventi. Ma questa celebrità sa quando deve dire stop o quando deve dire devo continuare perché devo continuare? Sì, indubbiamente, questo sì, ma anche perché io penso che qualsiasi persona che sia responsabile, qualsiasi vero professionista conosce i propri limiti e poi lo fa perché è un servizio per un paziente, cioè lui deve fare di tutto per ottenere la guarigione, ottenere lo stato di salute e di benessere del paziente. Quindi ritengo che, specialmente se è una celebrità, quindi una persona che ha una grandissima esperienza e una grandissima capacità tecnica, non si metterà mai nelle condizioni di operare o di offrire una cura quando sa di non essere in grado di poterlo fare. Quindi capisco il discorso della dottoressa, però assicuro che nessuno di noi si metterebbe mai a fare un intervento chirurgico o inizierebbe un intervento chirurgico se non si sentisse nelle condizioni ideali per poterlo fare. Anche perché se sbagli è certo, dura, Poi è chiaro, la stanchezza può sopravvenire. C'è da dire che quando si fa un intervento chirurgico noi parliamo di un'equipe, esatto, quindi hai sempre comunque vicino a te delle persone che hanno o la tua stessa capacità o quantomeno sono in grado di gestire insieme a te un intervento chirurgico e quindi possono supportare delle fasi che possono essere più complicate e più difficili. Dottoressa Coin, come commenta attorno a questo tavolo prendere queste decisioni, perché ormai è legge, cioè è diventata legge, ecco, come commenta le parole del dottor Calia Di Pinto? Anche io capisco il suo punto di vista, naturalmente, è un punto di vista professionale, si fa riferimento alla professionalità e alla coscienza del singolo medico e questo è anche apprezzabile. E faccio riferimento anche alla parte del suo intervento in riferimento alla struttura privata. Perché la struttura privata deve far quadrare i conti in maniera diversa dalla struttura pubblica, nel senso che il privato, dobbiamo esserne consapevoli, non è una critica, è una realtà, il privato ha nel suo bilancio anche una piccola voce che si chiama profitto. Quindi il profitto del privato è una delle voci del bilancio di una struttura e questo profitto ovviamente pesa in maniera molto preponderante rispetto al servizio. Questo è il motivo per cui io ritengo in generale, senza voler ovviamente dare giudizi negativi alle strutture private, singole o che siano, che è il pubblico che deve rispondere principalmente all'esigenza di salute dei cittadini, perché solo pensando che la salute sia un bene pubblico, un bene comune, non ci sono questi vincoli e soprattutto questi tagli che probabilmente saranno sempre più consistenti nel futuro, anche alla luce del fatto che gli investimenti pubblici si stanno orientando sempre di più al riarmo e con cifre consistenti, stiamo parlando di decine di miliardi in più ogni anno e già abbiamo dei tagli consistenti alla sanità. Se continuiamo di questo passo
non si potranno gestire più né le strutture pubbliche né le strutture private, però credo che il privato ha un peso in più, deve garantire un profitto, quindi è orientato anche a certe tipologie di cura che sono quelle meno, più remunerative. Ad esempio lei non vedrà mai un pronto soccorso privato che accetti un paziente che ha appena fatto un incidente in autostrada tra la vita e la morte, cioè questo è un compito del pubblico, perché il privato rischia fino a un certo punto quelle che sono le sue risorse e anche le sue responsabilità. È il pubblico che deve rispondere. Che avanza, mai dire mai, dottoressa, mai dire mai. Dottoressa, devo purtroppo chiudere perché il tempo è tiranno e vorrei chiudere e la ringrazio per come si è spiegata e per quello che ha detto, perché capite che c'è il 50 e 50 sempre, non c'è niente da fare e dobbiamo anche noi capire. Andiamo a vedere invece la passione del dottor Calia Dipinto, queste foto, questi quadri che fanno capire anche la sensibilità. Andiamo a vedere queste foto e le commentiamo col dottor Calia Dipinto. Eccoli qui, cosa stiamo vedendo, dottor Dipinto? Abbiamo cambiato argomento. Sì, adesso cambiamo argomento, siamo in chiusura. No, diciamo che il mio è un po' un figurativismo astratto, dove sicuramente la figura femminile è sicuramente protagonista. Devo dire, come dico sempre, parte dei miei quadri, specialmente di queste figure, sono legati anche a quello che è il mio retaggio, non solo personale ma anche professionale. Nel corso del mio, diciamo così, processo di scientifico e chirurgico ho avuto a che fare con moltissime persone che avevano una fragilità, avevano delle problematiche, e la cosa più bella è quella di poter fare questo percorso insieme e riuscire così a carpire quali sono le emozioni, quali sono gli impatti proprio emozionali, e in un qualche modo cercare anche di trasmetterli su una tela, sempre con lo sguardo volto alla speranza e alla rinascita. Insomma, in qualcuna di queste tele sicuramente ci sono questi aspetti e mi piacerebbe che potessero emergere, questo sì. Allora, dottoressa Coin, un saluto velocissimo, come ci saluta? Voce? Non la sentiamo. Non la sentiamo, dottoressa, chiuso il microfono? Niente? Non la sentiamo. Allora continuiamo a vedere i quadri. Saluto la dottoressa Monica Coin, delegata CGIL, di essere stata con noi. Vediamo queste bellissime immagini, i quadri del dottor Francesco Calia Dipinto, che ha anche questa associazione Pennelli Divini, e veramente dico grazie anche al chirurgo, perché la sensibilità e l'etica, secondo me, quando entrano in sala operatoria devono essere... non possono mancare. Non possono mancare, ecco, queste sono due parole che mi sento di dire. E adesso andiamo a vedere, vi propongo l'intervista di Martina per far riflettere e poi andremo con un altro video. Grazie a tutti voi, grazie dottor Dipinto, grazie tantissimo anche alla nostra Coin, Monica Coin. Andiamo a vedere, ci vediamo lunedì. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita, in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta, dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno o qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli, prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria, in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà?
che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto. Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che un anno fa a Trieste aveva ottenuto, dopo una battaglia non semplice, la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle. Io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto. Non lo farò mai, ma il diritto di scegliere, di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Travi c'è bel polotto. Oh, tole bisonante a zokushin in adoda. Kokoro ga karuku naru basho. Hanayaka na itajin tachi ga ite, kimi o sasoi agete kureru. Sotto i portici dolati,黄金の回廊の下で夢が待ち望まれる場所。美しい人たちは軽やかに歩み、蜜よりも甘い微笑みをくれる。晴れ間に浅い浴びり、彼女たちの手は器用で、その技は気類なきもの。一日の疲れを癒し、洗練された味で心得てくれる。Oh, televisor c'è bel prodotto. Oh, televisonante 美しいみなオーダー。心が軽くなる場所。華やかなトカ人たちがいて、君を誘い上げてくれる。Dicono tutti, insomma è strano d'avanzare. みんなが言う彼女たちは窓手のネオンショー。胸を躍らせる味を持つ。君は沈んだ心で入るが、出る頃には生まれ変わる。Son discreet my villa に彼女たちは血で染み深く、決して無礼でなく鐘を鳴らすほど熱くさせる。もし財布が微笑めば、泥みての景色さえ見せてくれる。Oh, Treviso Dolce Cara。 Oh, 愛しきトレビゾ、ここで